Amici bellini, buonasera. Buonasera. Come state? Perché io sto male. Sto male che sto bene. Sto troppo male che sto bene. Ah, vi vedo tutti. Vi vedo tutti, Giancarlo, Showtime e Marat, i miei moderatori, Francesco. Ciao Nino. Nino, mi dispiace per voi. Adesso ne parliamo. Adesso ne parliamo alla grande. Ciao Ross. MS2M Records, Francesco Langella. Ragazzi, io stasera voglio il record di like, Cioè, il record di like l'abbiamo presa con la live per Maradona e siamo oltre i 600. Stasera vorrei raggiungere 400 like, quindi muovetevi. Muovetevi, perché stasera non voglio discussioni. Se raggiungiamo 500 like facciamo anche la giveaway in diretta. La facciamo stasera, altrimenti la facciamo settimana prossima. 400 like però obbligatori. Boom, preso. Gabriel. Mua. Amico mio, subito, grazie mille. Maradona sprint, ma serio. Bepi ti vedo, Benci ti vedo. Antonio. Allora ragazzi, come sapete, mentre voi lasciate i primi like, io lancio la notifica del video che trovo da quest'altra parte al nostro gruppo Telegram, canale Telegram, che voi dovete essere iscritti. Non si dice che voi, però avete capito cosa intendo. Io adesso clicco qua, sicuramente ci sarà il doppio volume, ma noi lo blocchiamo subito e prendiamo prendiamo il link, lo chiudiamo e lo lanciamo al canale Telegram. Siamo live. Benissimo. Sto diventando uno youtuber serio. 100 like superati. Ah, e allora stasera arriviamo a 500. Vai, cominciamo. Tranquillo. Tranquillissimo. Stasera tutte le regole saltano, Voi non lo sapete, ma io non bevo e non fumo in live mai. Ma stasera sì. Stasera sì. Stasera è complicato non farlo. Stasera è complicato non farlo. Ah, arrivano tutti a volo i messaggi. Ho idea che il programma di streaming stia avendo difficoltà con voi, ma vedo una cosa importante subito. Ah, vedi, sta scorrendo tutto troppo in fretta, ma boom, preso, Lino Bai, l'ho preso al volo, perché mi stava sfuggendo. No, non esiste proprio, ma io ho visto anche Alessandro Forte, grande caffè e forza Napoli sempre, grazie amico mio. E Alessandro Forte eccolo qua, dicevo io che non poteva non tirare a porta, ma io sono forte, li prendo. Grazie amici miei, grazie. Oggi è una serata straordinaria. Quanto è bella questa maglia, davvero tanto. Io lo sapevo. Martin Humphreys, che tra l'altro è il nostro amico Renato, che è l'amico, mamma mia, oggi stiamo bene tutti e due questa settimana, Renato, perché lui, tifoso del Verona, uno dei tifosi del Verona più simpatizzanti del Napoli che abbia mai visto, un amico vero. Benvenuto Nasso Marco, benvenuto al canale. Come vedete, quando vi iscrivete compare qua sotto l'ultimo iscritto qua e quelli là che poi donano compaiono là. Invita Asso, ragazzi, io lo invito Asso, ovviamente gliel'avevo detto e gli manderò il link, però aspettiamo un attimo e dobbiamo essere rispettosi, perché lui è stato rispettoso con noi. C'è un rapporto tra amicizia tra noi, io lo so, io non ve lo dovrei nemmeno dire, ma ovviamente lo sfottò, ci sta tutto, ovviamente la rivalità tra Napoli e Roma c'è sempre. Io lo invito, ma noi facciamo i bravi, ovviamente, e se poi lui non viene io lo capisco, anche perché credo che stia molto arrabbiato, e ci sta tutta, perché capisco
che un tifoso romanista stasera, certo che sono in diretta, è chiaro che sono in diretta, cioè, logico che sono in diretta. Luigi della Vecchia, Valè, prima che Lorenzo battesse la punizione ho parlato al monitor, pensa a Diego, fallo come lo farebbe lui, e sono stato accontentato. È incredibile. Boom, preso, Nicolò Agnone, grazie mille amico mio, fammi vedere se hai lasciato anche un messaggio. Sì, grande prestazione di Zelinski, saluti da Londra, assolutamente amico mio, e dobbiamo dire che un saluto all'amica danno via. Zitto Elpidio, zitto, che sennò partono i dissing, non li voglio far partire, il canale è troppo piccolo per far partire i dissing, è così. Però c'è da parlare di questa partita, perché l'emozione sì, tutto, la prestazione, i gol finalmente, ma c'è anche da parlare tatticamente, è questo che ci piace a noi, voi lo sapete, a me piace parlare tatticamente. Gabriel preso il secondo gol, e dice vabbè, hai lasciato il personaggetto, la pera che salta e dice sono il fan numero 1. Alla grande, amico mio, grazie. Allora, siete tantissimi, stanno scorrendo talmente veloci che non riesco nemmeno a beccare i messaggi, ma farò del mio meglio. Benvenuto Francesco. Ciao Valerio, io consiglierei sempre di giocare con il tabellone. Pure è vero, amico mio, assolutamente. Giosuè l'ho beccato e lui va di azzurro perché va con l'altro sistema, che trovate l'altro sistema ovviamente in descrizione, che pure mi piace. Io sto cercando di capire alla fine se pigliano la FI anche loro, e lui dice un grande solidissimo Napoli. La scritta è troppo piccola, ma io riuscirò a gestire anche questa cosa qua. Si pigliano le FI anche loro, ragazzi, quindi o super chat o quell'altra cosa è uguale alla fine, però mi fa anche piacere che utilizzate tutte le cose a vostro comodo. Vedi la sportività di Nino Bertucci che da Roma, ovviamente, non so se lui è di Roma, ma tifoso romanista doc, stasera Super Napoli, chapeau. E quindi veramente ci sta tutta. E Brewer vuole parlare ovviamente di tattica, e anche ci sta 4-3-3 chiaramente. Io bailo, allora sei doppietta di Lino, subito vogliamo arrivare a 4-0 qua, subito. 4-3-3 chiaramente, ci stiamo dentro più comodi, è palese, e sono d'accordo. Lino Bailo dice love Diego, love Valerio. Grazie amico mio, tra l'altro ho ripostato le tue foto su Instagram, dove praticamente io la devo recuperare quella foto là, perché non solo indossi la maglia, mantieni la tazza, indossi il cappello e tutto quello che puoi tutto quello che puoi fare fai, e sei straordinario. Walter Valeriani, buonasera Valerio, forza Napoli e forza Lazio, anche se abbiamo perso oggi, chi tifa Diego e il Dios non perde mai. Bellissimo messaggio del nostro amico laziale. Io avevo il dubbio sulla Lazio, che ha fatto una grande prestazione in Champions, però quelli che sono andati bene in Champions poi hanno penato in campionato. Vedi l'Atalanta, vedi anche la Juventus, l'Inter al contrario, che è andata male in Champions e è andato bene in campionato, quindi questo sta succedendo, ragazzi. Noi che avevamo vinto in Europa League, anche la Roma aveva vinto l'Europa League, quindi io prevedevo un pareggio non è stato. Faccio un mini editoriale, ma proprio un mini editoriale. Il Napoli non comincia bene. Se voi andate a vedere la reaction che ho postato, il Napoli non comincia bene, il Napoli comincia timido. E con un paio di errori tra Mario Rui e Fabian diamo un po' di coraggio alla Roma, che si affaccia nell'area di rigore. Dopodiché, dopo i primi 5-10 minuti, il Napoli si mette in campo, si prende la palla, giro palla un po' lento all'inizio, però li abbiamo stanati. Lino Pai! Non mi fa finire l'editoriale, guarda, è presa. Terzo gol di Lino Bailo, già sta, tripletta, ti porti il pallone a casa, lo so.
Marco, io Asso lo invito, ovviamente tra un po', e vediamo. Però ripeto, se non viene io lo capisco, perché i romanisti possono essere incazzati stasera, perché grande prestazione del Napoli, però dalla Roma ci aspettavamo qualcosina in più, si può dire, si può dire. Allora, partita vinta senza palla. Il Napoli si è messo bene in campo perché si è messo bene col 4-3-3. E sapete, ciao Lud Barton, sapete che cosa mi è piaciuto nel finire il mio mini editoriale? Mi è piaciuto il passaggio al 4-3-3, ma per un motivo semplice, che Gattuso l'ha preparata in modo tale che Demme, centrale, a venirsi a prendere il pallone, era difficile che se lo prendesse uno dei due trequartisti, perché loro giocano col doppio trequartista che avrebbero potuto prendere i due del 4-2-3-1. Ed ecco che invece Demme in mezzo ha fatto una partita straordinaria in copertura e anche in impostazione. Boom, semplice, presa, Lino Bailo 4-0. Ecco qua, l'ha vinta Lino. L'ha vinta Lino, ovviamente. Grazie amico mio, sei straordinario. E quindi ragazzi, qua l'affrontiamo tatticamente questa partita oggi, perché ci sono tanti begli spunti oltre alla favola, perché c'è anche la favola che la sblocca Lorenzo. Boom! Attenzione a Renato che fa la doppietta, perché il suo Verona ieri vince 2-0 meritatamente sul campo dell'Atalanta. Molto molto bene. Molto molto bene Renato. E Renato ci dice, avevo visto un messaggio, Napoli rossiniano, un bel crescendo. Mamma mia, qua parliamo anche di questa è cultura, Renato, è cultura. Non tutti siamo pronti a tutta questa cultura. Un bel crescendo è vero, perché il Napoli comincia a stento, come ho detto, dopodiché ci mettiamo là, il passaggio a stanarli, Lozano garantiva profondità, loro hanno avuto, io lo dico tranquillamente, loro hanno avuto 2 infortuni chiave, perché Mancini si fa male, non era in condizione, evidentemente si è riacutizzato il problema che aveva, e poi anche Veretù, e Veretù sapete quanto sia importante per la Roma. Detto questo, il Napoli ha meritato Emilio Fiorenza. Boom, presa. Io sono un portiere straordinario, le prendo tutte. Il vostro supporto lo prendo tutto. Sto godendo come un riccio anche io, Alessandro. Fammi vedere il messaggio di Emilio. Quando un semplice gesto, ma fatto col cuore, mostra la differenza tra un uomo e una cacca. Grande Bruno Conti. L'altro è quell'insetto che fa zzz. Mamma mia, che emozione vedere Conti praticamente nascosto dalla mascherina, anche per non far trapelare, erano lacrime vere. Io ho visto oggi anche il messaggio. Sì, ragazzi, un attimo, perché forse l'amico Asso ci può raggiungere. Sì, se vuoi. Io gli mando subito il link, perché Asso ci mette sempre la faccia. E quindi ho visto anche un messaggio, dicevo, di Bruno Conti, di quando presenta Maradona in una conferenza stampa della Roma e dice abbiamo comprato un giovane ragazzo per la Roma, e lo presenta, era un'amicizia vera, grande rispetto fuori, dentro e fuori dal campo. Però se viene Asso io devo mettermi le cuffiette per evitare un casino, quindi lasciate un like, lasciate un like e vediamo di recuperare le cuffiette, che qua ragazzi, qua è tutto live, il bello della diretta, è il bello della diretta. Grazie Mattia. Allora, no, pure a me non mi sta simpaticissimo Costa Curta, devo dire la verità. Non mi sta simpaticissimo. Allora,
Chiudo un attimo la musica di sottofondo che era bassissima proprio per evitare problemi. Nel caso in cui ci raggiungesse Asso, io gli ho lasciato il link e vediamo. Nel frattempo leggo un pochino dei vostri... Benvenuto Cristian! Un pochino dei vostri messaggi. C'è anche il buon Fabio e i messaggi stanno scorrendo di un veloce stasera, ovviamente. Ragazzi, con Asso Sportività in primis, però 4 babà gli sono andati di traverso. Ma ovviamente, ma sarebbero andati di traverso a tutti. Sarebbero andati di traverso a tutti. E quando Nino D'Angelo ci lascerà, prima o poi cangerò ancora di più. Spero campi 100 anni e più. Pablox. Levitan Artemius Blow, e mica poteva mancare. Una volta era Falcao contro Maradona e Conti contro Ferrara, partita è vero amico mio. Levitan, lui la tocca piano, ma perché per forza, Acrita a Fabio, buonasera. Enzo, benvenuto. Assolutamente il discorso di Fabian io lo affronterò. Sandokan, benvenuti ragazzi. Ragazzi, a tutti i nuovi io consiglio Luca De Lise fa 4 gol in una volta sola, ma con Maggia fa Luca, fammi vedere il tuo messaggio. Maglia spettacolare, la voglio, anche io la voglio. Lozano difesa e attacco, vero. Insigne verticalizza che è un bijou. E Mertens che va a portare i fiori, veramente un grande. Stasera difesa top, boccato anche Falco 75, squadra da 7,5 tutti. Luca, è proprio vero, e poi faremo anche una mini pagella più in là, perché stasera voglio scialare. Stasera si sciala e si gode, e voglio godermela veramente, perché è stata una partita straordinaria. Grande Rita, Ada Passà ha buttato bene, è vero. Ciao amico Bellino, hai ragione Rita, perché lei mi ha scritto su un altro video. Ada Passà, insomma, citando anche Edoardo, Ada Passà nuttata, deve passare la tristezza, intendeva lei, e lasciare spazio alla felicità di averlo avuto. Quindi un grandissimo spunto che accetto. Renato, qua c'è la felicità, una birra per festeggiare. Sì, oggi vado di whisky, se permettete, perché la birra mi fa ingrassare e divento come lo Botta. Bobotta. Allora, vediamo un pochino altri messaggi. Di Lorenzo in diminuendo. Di Lorenzo io l'ho visto meglio di altre partite, meglio che col Milan. Io l'ho visto abbastanza bene oggi e non aveva un compito facile là. L'unico che veramente non mi è piaciuto come prestazione stasera, ragazzi, continua a essere Fabian, perché ha perso tanti palloni sanguinosi, però da mezzala meglio, da 4-3-3 meglio, è più vicino alla porta e quindi ne guadagni anche che può tirare in porta. E come vedete i campioni, non lo voglio chiamare campione perché ci deve dare continuità per essere chiamato campione, però la classe, la tecnica ce l'ha, e quindi Fabian più vicino alla porta è meglio. Non c'è niente da dire al riguardo. Il tedesco, ti ho lasciato un like a non compare la cosa. Un like al video, mi sono iscritto. Grazie amico mio, benvenuto. Buonasera Valerio, tutti bene stasera, ma Fabian sono i terroristi. Ecco, esatto, Losco, è proprio di questo che stavo parlando. Molto cioè non posso fare finta, visto che ha segnato, che mi è piaciuta la prestazione non mi è piaciuta. E Fabio aggiunge: Fabian mi ha fatto bestemmiare, troppi errori critici, Insigne e Manolas monumentali, vero. Lozano tanta corsa e Demme grande schermo. Entrambi i terzini li ho visti sul pezzo. Mi fa piacere che citi Demme, perché ha fatto la partita monumentale di Demme. La partita monumentale di Demme. Schermo su tutti i palloni e semplicità nell'impostazione. Primo pressing straordinario. Ancora momenti di sportività, vedete, dagli amici romanisti. Matti, complimenti a voi superiori con la stretta di mano. Così mi piace, e così dobbiamo comportarci anche noi,
perché poi noi lo sappiamo, non andiamo là a dire pagliacci, perché non siamo così. Noi dobbiamo godere della nostra vittoria e poi sappiamo che a un certo punto può capitare anche il contrario e quindi stiamo calmi, non abbiamo fatto niente rispetto al campionato. 291 spettatori, io non l'avevo manco visto, solo 193 like. Alberto ha ragione, mi fermo, sto zitto. Ragazzi, cioè, questo è un canale piccolo. Avere 280 sembra, ma chi so, Neschio, ma chi so Asso, ma chi so sta gente qua, Giano, Gabbo e Sequolf, cioè per me questi sono numeri importanti. Se cliccate like oggi, se cliccate live stasera, è più supporto che mai, perché vuol dire che l'algoritmo comincia a girare e io magari, boom, è bella sta cosa, fatemi sto cortesia, schiacciate il like. Gennaro Corvino, ciao Vale, grande Napoli, piccolissima Roma, complimenti, grande gara, la vostra. Gennaro, altro amico di sempre mio, personale, dal Messico. Hai visto Lozano? Lozano, grande gara, e tifoso romanista. Mi dispiace veramente che non l'abbiate giocata con più cazzimma. Ho visto a un certo punto una Roma un po' quasi rinunciataria. Vedi che dice Ludbart, si era dimenticata il like, ma lo capisco perché ragazzi, ci sono dei momenti in cui uno si mette là così e si gode la live, si gode la cosa, si legge i messaggi, si legge l'editoriale, se lo gode e se lo dimentica, lo capisco benissimo. Non è cattiva volontà, ma levate ogni pensiero, non è lo so, perché l'ho fatto anche io e adesso ve lo ricordo. Lasciate un like che ci fate il piacere di pazzo. Benvenuto Federico Brenno Magnini, e come vedete, se vi iscrivete addirittura al canale, vi do soddisfazione leggendo il vostro nome, vi lascio il vostro nome qua come ultimo iscritto e siete spettacolari. Massimo Selvagge, Vale, comunque la palla già indossata quando era in Serie B ai tempi di Vidigal, Montezine e Pasino. Sì, amico, era simile quella della Peroni, in realtà eravamo anche in Serie A. Ricordo la prima partita, io ero allo stadio, era un Napoli-Juventus, prima partita del campionato, e ricordo il cross di Saber che sfiò sulla fascia e mise un cross straordinario e noi tutti quanti, abbiamo trovato a Cafu, è il nuovo terzino straordinario, e quella stagione fu una roba inguardabile. Quindi quella maglietta la vediamo male, questa stile argentina, ma questa qua ha ovviamente tutta un'altra significato e quindi è giusto che resti tra le nostre maglie, in questo momento una delle maglie preferite. Benvenuto Giuseppe Orefice. Stella, buonasera, grande partita e mentalità stasera, grande prestazione di Dem e Ciuchi. Zielo cresce, il cuore giallorosso di Politano sta prendendo sfumature di azzurro. TrueXM, grazie amico mio. Semplice donazione senza domanda, grazie mille per il supporto. È proprio vero, amico o amica Stella, non so se sei amico o amica, ma comunque sei bellino o bellina. Se sei donna, sei bellissima. Ma Pendolino Saper, ma è proprio vero che Politano sta dando l'anima. Questo io ho detto adesso. Politano sta dando l'anima ogni minuto che sta giocando nel Napoli. Grande applicazione, anche fase difensiva e poi una buona finalizzazione. Il gol che fa Politano oggi, sì, il rimpallo eccetera eccetera, ma se ne va in mezzo a 14 di loro e mette a sedere il portiere. Un gol non si fa bestemmia se si può dire gol maradoniano, perché non è un gol alla Maradona, ma si vedeva che c'era qualcosa in più stasera, Insigne tante punizioni non le segna, non è proprio la sua specialità, ma stasera il pallone era telecomandato. Dai, che meraviglia. Pasquale della Marca, Vale, secondo te è possibile un centrocampo con Bakayoko, Demme e Zielinski centrale? Guarda, 4-3-3, metti Demme centrale, Zielinski a sinistra e Bakayoko mezzala. In questo momento io preferisco Demme centrale. Bakayoko mezzala, che può anche inserirsi per dare fisicità nel centro dell'area, qualcuno se lo deve marcare,
e Mezzala, sai, può scalare e può dare una mano anche sulle ali avversarie. Quindi in questo momento io metterei Demme centrale, Bakayoko Mezzala, ed è il mio centrocampo preferito al momento. Al momento. Allora, simile a Jorginho, Angela, ciao. Simile nella semplicità di passaggio, sì, ma molta più interdizione. Jorginho più bravo forse nella qualità di passaggio, anche più verticalizzazione. Jorginho, Demme ha più interdizione, quindi giusto così. Daniele Calabrese mi fa troppo ridere quando dice siete completamente pazzi. Se non vi iscrivete al canale siete completamente pazzi, ovviamente, ma è chiaro. Mario Console, benvenuto. Allora, oggi con un Mertens in palla si vinceva 10-0. Mertens, hai ragione, non benissimo. Manuele, che grande il Napoli, partita meritata. Chi ti fa più paura, il Milan o la Juve? Comunque Politano tanta roba, abbiamo un fenomeno in panchina. È vero, Manuele. Fenomeno è una parola grossa, ma è un giocatore grosso, di ottimo livello. Chi ti fa più paura, il Milan o la Juve? Io devo continuare a dire Juve, benvenuto Ice Black. Devo continuare a dire Juve per lunghezza della rosa e perché hanno Ronaldo e ce lo fanno giocare però. Perché il Milan ha dato una buona risposta non avendo Ibrahimovic oggi. C'è da dire che la Fiorentina poteva fare qualcosina in più, probabilmente. Ross, ti ho preso. Grazie, amico mio. La Roma poteva... anche la Roma, ma la Fiorentina poteva fare qualcosina in più. Il Milan però sta dando continuità. È una mini fuga e bisogna rispettarlo tantissimo questo Milan. Buonanotte Emilio, non ti preoccupare, grazie per essere passato e per il tuo supporto. Buonanotte, domani se la riguarda e anche quello è supporto per me. Allora, Emanuele Perfetto, Demme 10 volte meglio di Lobotka, sì, sono d'accordo. È da Lobotka è entrato anche bene, però Demme è molto meglio. Fabio, Vale, hanno fatto un fotomontaggio strepitoso al momento di battere la punizione. Insigne, quando posiziona la palla a terra, gli hanno affiancato Maradona che gli indica dove... Fabio, se riesci a mandarmelo via Telegram, o non lo so se l'hai già fatto, mandamelo in privato, non sul gruppo Telegram, perché il gruppo Telegram sta impazzendo. Ciao Bruno Casadei, lo facciamo vedere a tutti. Senza Ronaldo perde tantissimo, è vero. Carlo Coccorullo ci fa sapere il conteggio dei like con gli spettatori, quindi se ci stiamo avvicinando, bravi ragazzi, non vi dimenticate che la cosa è carina. Oltretutto, la dico qua, che mo siamo in 307, giusto per dare l'ultima chance. C'è un video sul mio canale, potete uscire un attimo e ve lo andate a vedere. Nella thumbnail c'è scritto giveaway, parlo di un Napoli leggermente in crisi. E lì bisogna commentare perché quello è il video da cui io prendo i messaggi per estrarre il vincitore di una maglietta del mio store da valeriofluido.hoplix.com. La maglietta è quella là che voi conoscete, quella là Caffè Napoli 1926, e dietro c'è la scritta Maradona 10. Poi potete decidere chi vincerà, potrà decidere, eccetera eccetera, ci metteremo d'accordo. L'importante è commentare quel video ed essere iscritti al canale Telegram, commentare il video con il nome che avete sul canale Telegram, altrimenti non vi trovo. E come faccio a spedirvi la maglietta? Questo è. Lo voglio far entrare adesso, gli ho mandato il link su WhatsApp, sto aspettando che lui accetti. Gliel'ho mandato, quindi stiamo solo aspettando. Marco Aveta, questa sera abbiamo finalmente visto un calcio liquido, 4-3-3, 4-2-3-1 e una difesa attenta con un 4-1-4-1, 4-1-3-2. Il Napoli ha le qualità per giocare più moduli a seconda delle partite dei giocatori in campo. Marco, sì. Non lo voglio chiamare calcio liquido. Attenzione Anonymous! Attenzione Anonymous, la fa in blu. Questi ti vanno diretti. Grazie amico mio, grazie mille per il supporto. Liquido sì,
però fino a un certo punto, benvenuto Apocalipto, perché in fase di non possesso era 4-1-4-1, spiccicato, spiccicatissimo, e nella fase di non possesso ricordo a tutti che il primo pressing non lo devono fare gli attaccanti Insigne e Lozano, ma lo devono fare insieme a Mertens, Fabian e Zielinski a turno. Sono le mezze ali che vanno più avanti delle ali. Le ali restano dietro e arrivano anche all'altezza di Demme, se è il caso. Quindi in fase difensiva il Napoli ha 4 difensori, poi c'è Demme, Insigne e Lozano, un po' più avanti Fabian e Zielinski per il primo pressing insieme a Mertens. Ragazzi, questa è tattica, questo è il Caffè Napoli 1926. Voi ne sapete più, voi che fate i commenti ne sapete di più di quelli che fanno le trasmissioni, e io lo so, è così. Buonasera Valerio, da nobanista ti dico che il Napoli, Bruno Casadei, vengo subito da te, che ti dico che il Napoli ha meritato di vincere, ma la Roma non è mai scesa in campo, la Roma non è quella di stasera, comunque una sconfitta ci sta, era da 150 giorni che non perdevamo. Sì, Nick, sono d'accordo che la Roma mi ha impressionato in negativo, devo dire la verità, mi aspettavo molto di più. Il Napoli ha giocato bene e ci sono riuscite tante cose, tanta pressione, un numero di calci d'angolo infinito, però sì, la Roma mi aspettavo qualcosina in più. È pure una questione statistica, dopo aver vinto tante partite, dopo tanto che non ne perdi, a un certo punto molli psicologicamente, è difficile la continuità. Bruno Casadei, sempre Forza Napoli, ma Ruiz per me inguardabile. Ed è così, l'ho detto Bruno, e se vai a vedere la mia reaction, è quello proprio che dica, ha segnato, sto scurnacchiato, ma non cambia il fatto che ha giocato molto male. Molto male. Cerchiamo di recuperare altri messaggi che stanno scorrendo molto veloce, ma io faccio il possibile per leggervi tutti. Baffa. Ciao Valerio, ho letto i commenti romanisti, partita preparata per far vincere il Napoli per Maradona. No. Un altro, si è visto che era preparata, basta guardare la cavolata di Mirante, tutto già deciso. No, ragazzi, su questo non ci credo, non mi convincerete mai. Non mi convincerete mai di questa cosa qua, assolutamente. La Roma ha tirato un po' i remi in barca dopo che probabilmente dopo il 2-3-0 è stata troppo tosta e si sono squagliati, ma preparata non scherziamo proprio. Serata no per noi, anche per merito vostro, anzi soprattutto per vostro merito, quest'anno campionato combattuto. Vedi? È meglio dire serata no che partita programmata. Giosuè Rosolie, dobbiamo lavorare sui calci d'angolo, ne battiamo 10 senza mai... Verissimo, Giosuè, verissimo. Anche questo fa parte della mia... Se segna Scamacca ti devono dire Scamacca se lo segna domani segnerà perché è un grande giocatore. Sì, male i calci d'angolo, dobbiamo fare qualcosa in più. Fabio, complimenti per la vittoria contro il Sassuolo, che diciamo ci fa un favore. Ora però piazziamoci Inter, Napoli, Roma e Sassuolo e non facciamo passare la Ruve. Pablox, la Ruve deve stare attenta perché stanno un po' indietro. La Juve ha vinto con la Sampdoria, con il Cagliari e con lo Spezia. Dopodiché vari passi falsi. Steve Austin, anche a me è piaciuto Fabian, molto più reattivo del solito. A me no, Steve, non mi è piaciuto, magari un po' più reattivo perché in fase di mezzala c'ha pure più voglia e più sfizio di puntare la porta, però a me non mi è piaciuto. Poi la riguarderò come faccio sempre. Vediamo un pochino. Pasquino, via Fabian dentro dei po'. Lì sì, giocatorazzo, giocatorazzo, non so come devo chiamarlo. Vedi, infatti io faccio rispondere ai tifosi della Roma, ancora con sta cosa di Maradona, il Napoli ha meritato, non dobbiamo trovarci scuse per forza, abbiamo giocato male e abbiamo avuto un crollo psicologico. Ragazzi, vi comunico che Asso sta per arrivare.
come al solito lui ci mette la faccia e non avevamo dubbi. Neschio, ma vogliamo parlare di Piotr? Che giocatore, che strappo. Neschio, anche tu, se vuoi intervenire, io ti lancio il link. Non so se devi fare la live tu, ma ci fa piacere anche un tuo intervento da neutrale. Zielinski, tantissima roba, mamma mia, mi sono divertito proprio assai. Mi sono divertito proprio tanto. Quindi Neschio, come tu ti trovi? Come tu ti trovi, mi lasci un messaggio su WhatsApp e ti lancio il link senza problemi. Mi fa piacere. Fammi vedere un pochino. Comunque il Napoli ha 17 punti con un punto di penalizzazione, una partita persa a tavolino. Potenzialmente potevamo essere secondi da soli. Lionel, è vero, ce lo dobbiamo ricordare. Ce lo dobbiamo ricordare quando vinciamo e quando perdiamo, ovviamente. Però sì, teniamolo presente, testa bassa, pedalare e partire da questa prestazione. Se il Napoli è capace del 4-1 all'Atalanta ed è capace del 4-0 alla Roma, deve fare lo stesso anche con le altre squadre. Si può fare. E anche la Roma si è difesa, nel primo tempo la Roma dietro la linea della palla, quindi anche quella non è una scusante. C'è da dire e si aggiunge, si ammette che la Roma non si è difesa arcignamente come altre squadre più arcigne, tutta difesa. La Roma pensava forse un po' troppo alla ripartenza e quindi non è stata, però anche c'è da dire anche le assenze, insomma hanno alcune attenuanti che dobbiamo tenere presente. Ragazzi, ve lo faccio entrare l'amico Asso che ci mette come al solito sempre la faccia. Buonasera a tutti. Eccolo. Ciao Stefano, come stai? Ciao ragazzi. Vedo la faccia. Arrabbiato perché ci sta di perdere, puoi perdere a Napoli, ci sta a perdere con questo Napoli, ma non mi giù il fatto che tu non sei sceso proprio in campo. Tu non hai proprio giocato a pallone e non hai mostrato neanche una semplice volta, una semplice cosa che hai mostrato nelle restanti 8 giornate. Quindi questo che mi affrange, questo che mi dà urto e mi dà cattiveria. Ci sta, ripeto, perdere a Napoli, va bene, merito vostro, perché noi non siamo stati capaci né vogliosi di esprimere il nostro gioco, di fare gioco, quindi di giocare a pallone, ma bravo anche il Napoli a non farti giocare a pallone, quindi ci sono demeriti e meriti in quel caso. Quindi grande merito del Napoli, vittoria strameritata, vittoria importante per il Napoli, vittoria che rilancia. Io ripeto, non sono uno di quelli che si deve giustificare, l'ho detto anche nel video post partita, non sto qui che deve trovare giustificazioni o alibi, 0 al 50% per Covid, sei rotto Veretù, sei rotto Mancini, manca quello, manca quell'altro. I giocatori quest'anno ci sono, ci sono tuttora, dove potevamo comunque sia impartire anche noi il nostro gioco. Quindi non ci sono alibi, non ho sentito ulteriori cazzate sul fatto che abbiamo venduto la partita per la questione Maradona. È una cosa vergognosa, totalmente vergognosa. Quindi da parte mia, ripeto, faccio i complimenti da sportivo al Napoli, ma la mia più grande rilevazione stasera, la mia incazzatura più totale è tutta sulla Roma, tutta e totale sulla Roma. Lo capisco, e vediamo, hai visto insomma che scorrevano tutti una serie di saluti per te e anche Alessandro Forte, grande Assone, TPB da napoletano. Cioè, secondo me sta nascendo, potrebbe rinascere anche una sorta di rinnovato rispetto anche tra le due tifoserie. Non lo so se in generale nel mondo, ma almeno sui nostri canali io questo lo sto vedendo e mi fa anche piacere. Sono d'accordo con te che bisogna analizzare entrambe le cose, non può essere solo demerito Roma o solo merito del Napoli o solamente un fatto che noi sentivamo più la partita per Maradona. Quella ti può far dare qualcosina in più, ma sono tutte le cose insieme. Allora, il clima era teso, il clima era surreale, si vedevano che c'erano volti scuri comunque sia su tutte e due le squadre. Era una partita che comunque sia a livello mentale non era facile per nessuno, sono d'accordo, ma questo non deve essere neanche un alibi, perché ricordo a tutti che Maradona esprimeva il bel calcio, non esprimeva il calcio a lutto, ok?
Quindi quello che avrebbe gradito di vedere una grande partita tra le due squadre. Ha visto la grande partita del suo Napoli, ma non abbiamo omaggiato ed elogiato una grande prestazione anche noi, perché magari perdo comunque, ci sta, però perdo con dignità, perdo avendo giocato, provando, o perlomeno ci sono riuscito a giocare a pallone, sono stati più forti, sono stati più bravi, basta, ho perso a giocare a pallone, allora lì sto zitto, non dico niente, non c'ho recriminazioni, perché comunque sia, ci hai provato a fare il gioco, basta, finisce lì. Ma quando vedi che è una partita a senso unico, dove tu passaggi sbagliati di prima, Pedro non riesce a fare più uno stop, quello che si perde per strada, Dzeko veramente imbarazzante, ha struciato un pallone, Mkhitaryan lasciamo perdere. Non puoi, quindi ho fatto sul mio post partita, rifaccio anche qui il mio elogio al Napoli, vittoria strameritata, ma alla Roma gli serve la lezione, perché si doveva cadere prima o poi, speravo non in questo modo, non soprattutto non giocando a pallone, però si doveva cadere, che serva da lezione, non eravamo forti prima, non siamo brocchi adesso, siamo una buona squadra, che ci serva da lezione per rialzarci, però si devono svegliare tutti, perché tutti hanno fatto, trovare uno che si è impegnato è veramente difficile, quindi li bocci tutti, ma che serva da lezione per poter crescere. Infatti qualcuno mi chiedeva miglior giocatore oggi di ciascuna squadra, tu riesci a individuarne uno nella Roma che si è distinto un pochino? Se proprio devo cercare nella merda, capito, della merda collettiva, della prestazione merdosa collettiva, posso dire che leggermente posso toccare Karsdorp, basta. Sì. Ringrazio Bruno Casadei per la donation e ci dice il test di prova sarà l'Inter, ha ragione Gattuso. Ok, quindi sta citando evidentemente le parole post partita di Gattuso, che io ovviamente, ragazzi, tra live reaction postata e live con voi non ho ancora visto. Comunque Maurizio ci dice siete grandissimi, cercavo la diretta di Asso e finalmente l'ho trovato, stasera grande Napoli. Sì, ma io Maurizio non è che, ma io non me nascondo, io ci metto la faccia, gente mi chiede la live nel post partita, ma io perché Valerio mi ha mandato tipo mezz'ora fa il link, io un altro posto tiro, capito, stacco le porte e le tiro sotto dal terrazzo, io sono matto, ma non sono matto perché sono violento, è perché io perdere così mi fa rodere il culo, perché non ti sei voluto fronteggiare, non hai voluto giocarti una partita che ha dalle sensazioni strane, difficile per quello che ha toccato tutti gli intelligenti nel calcio, perché parlo di persone intelligenti, per non andare su altri discorsi, e quindi non posso rimanere sereno a vedere una Roma che si fa schiaffeggiare dopo 8 giornate che hai costruito un gioco, hai comunque sia giochi a memoria, a meladito, e ti ritrovi qui che ti fai schiaffeggiare come se fossi un pupazzo, ma soprattutto reparti staccati, scollati, parlando a livello tecnico, veramente l'imbarazzo. Ho provato l'imbarazzo, al 90esimo sono esploso, il telecomando di Sky si è salvato, i miei animali che mi accostavano vicino si sono salvati, la porta non molto, non si è fatta niente, mi sono fatto qualcosina io la mano, ma niente di grossolano, perché non è possibile, Valerio, capito? Cioè, va bene, ci sta, ragazzi, io ho detto che Valerio Testimone non è che devo leccare culo a nessuno, l'ho detto, le 3 squadre che sono più apprezzate della Roma, che sono comunque hanno più qualità, io ho citato Inter, Juventus e Napoli, Valerio Testimone, ma lo dissi tempo fa, non è che mi sto a nascondere, io odio la gente, io odio quei tifosi della Roma che mi parlano del scudetto, quando io conosco la Roma, ho 33 anni, sono stato un tifoso da stadio e da trasferta, la conosco Roma e la Roma come funzionano, adesso stanno tutti in lutto, ma non c'è da essere, io sono incazzato, ma non sto in lutto, a meno del culo, ripeto, perché ho perso non giocando a pallone, ma serve da lezione, serve per crescere, perché nonostante i problemi transitori di quest'anno, cambiamenti societari, roba varie, trick e ballacche, stiamo facendo un buon campionato e siamo ancora lì, siamo tutte appaiate lì, siamo ancora lì, ci si può comunque sia lavorare sopra, tocca reagire e c'è dalla prossima. Però non si può, qualcuno, perlomeno Fonseca, ci metta la faccia e ci spieghi il perché di questa prestazione evidente, inesistente.
La Roma non ha giocato a pallone. Deludente sicuramente. Fabio ti chiede: ciao Asso, sono Fabio, posso dirti la mia sulla Roma? Dzeko è stato un problema stasera. Nelle ultime partite che è mancato per il Covid, la Roma ha stradominato le partite e segnato tanto. Che ne pensi? Ma Dzeko, perché comunque sia un componente spogliatoio, no? Fa spogliatoio, è il capitano, ti fa squadra, cioè ti fa gioco, ti fa il playmaker, ti fa il regista, oltre che l'attaccante là davanti. Ma si vede che è un giocatore in difficoltà, viste le 3 settimane di fermo. Si vede che è un giocatore che non ha più lo smalto di 3 settimane fa, ma è normale. È normale, non faccio rimprovero a Fonseca, perché il tuo uomo d'area di rigore, il tuo regista d'attacco lo metti anche al 50% delle sue possibilità. Non vado a sbattere su Fonseca, perché per me Fonseca ha messo quello che poteva mettere, rischiando pure infortuni come Mancini e Veretù, che non stavano in condizione. Ok, l'ha rischiati e abbiamo pagato dazio, perché adesso toccherà vedere quanto saranno fuori, perché da qui prima erano risentimenti, adesso si saranno trasformate in lesioni. Ok? Ma non ci sono alibi, non c'hai alibi, giochi a menadito con Dzeko senza giochi, il gioco ce l'hai, il modulo ce l'hai, i movimenti li conosci, i compagni li conosci. Non ha senso tirarsi indietro, non aveva senso tirarsi indietro, perché così hai chinato la testa e ti sei fatto prendere a calci. Magari avrebbero vinto comunque, anche giocando a pallone, il Napoli avrebbe vinto comunque. Però esce a testa alta, perso 2-1, sti cazzi, ce lo sta, però giocato, sono stati più bravi, 3 punti a loro. Invece no, te li trovi con 4 pesche, perché c'è un Mirante che ha sbattuto la testa sul palo, evidentemente nel riscaldamento, perché su 3 gol, non tanto per la magia di Insigne, che poteva fare qualcosina lì, ma terzo e quarto gol, santo Dio, e svegliati, vai subito per terra, vai, non tanto sulla respinta tu, Sì. su Elmas. Su gol di Mertens respinge centrale, e quindi per Mertens su quello di Politano, santo Dio, sei ido subito per terra, ti ha fatto un movimento del bacino e sei ido subito per terra, un movimento del bacino sul palo tuo. Dai, comunque non è questo, ci serve la lezione, mi hanno fatto rosicare, mi hanno fatto il del culo, ma sempre più incazzato e sempre più innamorato dalla squadra mia, Valerio. Esattamente, sì, esattamente. Come noi, io leggevo, i commenti stanno scattando veloci, e ho difficoltà, come pensai, a volte si accavallano, e qualcuno ci diceva anche con l'Atalanta, anche quando il Napoli vinse con l'Atalanta, disse l'Atalanta non è scesa in campo, non è che comunque dobbiamo dare un po' di merito al Napoli, che comunque la vince. Ma non è, ragazzi, il problema rimane a noi non essere scesi in campo. Ma il Napoli la sua partita l'ha fatta anche con grande vigore, con grande sinergia di squadra. Il Napoli l'ha fatta la sua prestazione, non è che ha vinto per demeriti della Roma. La Roma ci ha messo del suo, ma il Napoli è stato bravo ad imporre il suo gioco. Ok? E questo è il sunto, nessuno toglie i meriti al Napoli. Il Napoli bravo e la Roma stupida a rimanere inerme e non provando a giocare a pallone. Semplice. È vero. Nick ci dice: Napoli quest'anno potrebbe sognare scudetto, ma non deve rischiare pareggi come ha fatto la Juve con Crotone e Benevento. Cosa ne pensi? Insigne si merita i complimenti per il grande gesto. Ovviamente il grande gesto era quasi scontato. Io, come ho pianto nella come si dice, nella reaction, anche lui era ovviamente con gli occhi, ma perché oltretutto su punizione, che era una cosa che Maradona non era una sua specialità, quindi vale 3 volte tanto. E sulla parola scudetto, che ti ha risposto già Asso, perché Roma e Napoli uguale, sia come piazza, sia come squadra e potenzialità. Se poi noi ci montiamo la testa, capitano poi prestazioni come quelle della Roma stasera, oppure come le nostre anche in Coppa, che non ci hanno convinto, e rischiamo poi di rovinare tutto il ben fatto. Dobbiamo partire da questa prestazione qua, dove abbiamo fatto molto molto bene, da squadra, ognuno si è aiutato, il famoso sacrificio di cui ho parlato tutta la settimana, ed ecco che poi vengono anche i gol. Buonasera a Se Valerio, grande vittoria, ciao amico mio, stavo già partendo con amore, un attimo, la confidenza. Allora, ma il Milan nessuno gli dà credito, a me inizia a far paura. Asso, e il Milan lo dobbiamo rispettare. Il Milan è ormai diventata una costante, ragazzi. Il Milan è una costante, non è più una variabile. Adesso in termini matematici è diventata una costante, è diventata veramente una costante. Quindi non c'è da sottovalutarlo, c'è da portargli tanto rispetto.
comunque sia fondamentalmente con l'Inter hanno vinto, con noi abbiamo strappato un pareggio, con voi hanno vinto, cioè loro i big match li hanno affrontati, loro li hanno affrontati, gli manca la Juventus, ma se piano la Juventus adesso loro hanno recuperato tutti e fanno 4 gol e il Milan la Juventus adesso, chi è rimasto? Gli è rimasta l'Atalanta che fa come Artaleni, quindi cioè, il Milan è lanciato, ragazzi, il Milan è lanciato, veramente lanciato, è tanta roba, c'è poco da sottovalutare. Buono il 4-3-3, secondo me si può giocare anche con il 4-2-3-1, però con Zielinski o Elmas trequartista. Mertens dovrebbe riposare qualche partita. Domenico, ovviamente sì, sono d'accordo che Mertens non sta al meglio, anche l'ho visto un pochino non rincorrere per 90 minuti gli avversari, dobbiamo ritrovare Osimhen punta centrale, ed ecco che Mertens può tornare o a imparare il ruolo da trequartista o riposare un pochino. Zielinski e Elmas molto bene per me. Continuiamo. Luis Modesto, mi domando perché ogni volta che il Napoli vince per 3 o 4 gol di differenza demerito delle altre squadre. No Luis, dobbiamo dire quello e quello, assolutamente, non è mai solo demerito degli altri, perché non si fanno autogol. È riduttivo, tocca a metterci la faccia, tocca sapere pure quello che hai visto e quella che è la verità fondamentalmente, ragazzi, ci sta pensa che c'è state peggio. A Lazio travolta dall'Udinese con un risultato che sta stretto ai friulani. Sì, ma lo sfottò pure, quello è bello, mi piace, capito? Ci sono stati quelli dalla Lazio su Instagram e mi sono venuti a cagar cazzi, ho fatto voi potete parlare perché avete preso 3 pesche dalla Samp, 3 pesche dall'Udinese, soprattutto ha segnato Forestieri, che l'ultimo gol fatto in Italia è segnato nel 2008. Io se fossi in condizione vostra non parlerei, perché io ho preso 4 gol dal Napoli, non ho presi dall'Udinese e non l'ho presi dalla Sampdoria, io l'ho presi dal Napoli, 4 gol. Ci sta. Red Eagle, Asso non ti abbattere, anche noi del Milan abbiamo preso 3 pesche dal Lille e poi ci siamo subito rialzati. No, Red Eagle, guarda, io non sono uno di quelli che si abbatte, però l'incazzatura c'è per questa partita. Io non ho fatto di tutto un'erba un fascio, non ho messo tutto quel che di buono è stato costruito prima di oggi e l'ho messo in discussione. Io ho parlato della mia incazzatura su questa partita in maniera rabbiosa perché sono incazzato, adesso un po' stemperata, la porta mi ha aiutato e il video mi ha fatto strillare un pochettino, i vicini manco ci hanno provato a bussare sul muro perché lo sanno che sono fiume in piena. Io ripeto, critico quello che c'è di oggi, non butto tutto all'aria come si fa di solito, già siamo diventati in branco de merde. No, ci sono delle situazioni da correggere in maniera tempestiva e riprendere il buon percorso che hai fatto fino a prima della partita di oggi. Quindi ripartendo dagli schiaffoni educativi che ti servono per rilanciarti e per continuare questo buon campionato che non era sotto le aspettative di nessuno, perché ci hanno sempre collocati tutti i settimi e ottavi, ma alla fine siamo a pari punti con Napoli, a un punto da Sassuolo e Inter e a 6 dal Milan, se andiamo a vedere. Contiamo sempre i 2 punti che ci hanno tolto uno a noi e uno a voi. Ringrazio Luca De Rosa per essersi iscritto, benvenuto. Gennaro Corvino ci dice: ciao Asso, si vedeva che non c'eravamo sui 400 angoli battuti male dal Napoli, vero male, non siamo riusciti a fare una ripartenza decente. Io aggiungo, stavolta però qua do credito al Napoli che è stato bravo a bloccare subito la ripartenza. Blocco anche io VAP, penso sia la roba di Weed, è un mio follower, è roba di Svapo, amico mio. Buonasera ragazzi, vorrei solo dire che sta sconfitta mi puzza molto, avevamo pure mezza squadra fuori. Già te l'ho spiegato, già nel mio gruppo Telegram, vale? Già te l'ho spiegato Filippo, già te l'ho spiegato perché lui si chiama Weed ma si chiama Filippo, già te l'ho spiegato nel gruppo Telegram, lui attaccasse a partite comprate, rubate, regalate. Tu devi essere sportivo e accettare quello che ti ha dato il campo e ti devi incazzare non col Napoli o con i tifosi, tu devi incazzare con la Roma, come ho fatto io, accettare quello che ti viene dato. Anche se c'è sfottò, te lo prendi e stai zitto, perché se vinceva Roma non me viene a dire che tu non gli andavi a cagar cazzo a quelli del Napoli, capito? Se te fanno sfottò, abbi pazienza. Dai. Ci sta. Saluto Gerbilla, mettete i like, mettete i like. Valerio, noi ce ne hanno tolti 4. Vabbè Marco, là a Torino te la dovevi giocare, io tolgo il punto di penalizzazione, poi c'erano 3 punti in palio ovviamente e vediamo. Questa Juventus avrebbe stravinto, questo Juventus qui avrebbe stravinto il Napoli visto oggi, visto con l'Atalanta e resettando il Napoli visto col Milan,
Infatti, non credo si rigiocherà più, perché mo c'è il CONI, ci sono le altre cose, ma più passa il tempo e più loro si possono organizzare. In questo momento sono ancora in grossa difficoltà loro. Stasera abbiamo un bel derby di somiglianze, Massimo Oddo e Cambiasso in live. Vabbè, giustamente. Basta così. Che ha detto Mario? Fammi vedere. A sé, Forestieri erano 12 anni che non segnava in Serie A, solo noi. Sono incazzato come te, non per la sconfitta, perché oggi non sono scesi in campo presuntuosi e senza testa, tacce loro, quindi Ernesto ricordo. Ma noi manco presuntuosi, noi proprio come pecore, capito? Il pastore ha buttato in mezzo al campo le pecore a brucare e sono rimaste lì a brucare, capito? E quello è il punto, Luigi butta acqua un pochino sulla benzina. Ragazzi, non ci esaltiamo, piedi per terra e concentrazione. E sono d'accordo, Luigi, perché ogni volta che il Napoli poi dice come siamo belli, facciamo la fine che sappiamo, perché noi dobbiamo stare sempre sul pezzo. Assolutamente. Buonasera a tutti e due. Asso, ti conosco e so che sei un grande sportivo, e ti dico se sei d'accordo con quelli che dicono che la Roma abbia perso apposta per quello che è successo a Maradona. Vabbè, qua ne abbiamo già parlato. Il pianto non frutta, questo tipo di pianto non frutta, deve essere un pianto propositivo che ti devi rialzare dalle tue macerie e fai renderti più forte. Stasera si sono viste tutte le qualità tecniche dei nostri grandi calciatori, Nico, è vero. Abbiamo visto anche le giocate oltre che il gioco di squadra, perché sono riusciti, è riuscita la rifinitura, è riuscita la finalizzazione, ovviamente. Vediamo un pochino. Pablox, nel senso, arriva dottor ingegner Neschio, ha detto, ma sì? Arriva? Allora io gli lancio il link, giusto per poi, se lui riesce ad arrivare, ci fa piacere, così abbiamo anche un parere esterno. Se vuoi, puoi. Se vuoi, puoi. Allora, Alse, mi dispiace vederti così, scorrono i messaggi e non riesco a beccarli. Alessandro Costa, mi dispiace vederti così, verrai che vi rifarete alla prossima. Non è manco tanto facile, perché c'è pure il Sassuolo che gioca a pallone che verrà olimpico. Dopo la sconfitta, quindi staranno pure. Non siamo mica come i laziali che si scansano. Nino la tocca piano. Secondo me il Napoli è il miglior organico del campionato, sia per qualità che per completezza. Per esempio Demme in panchina, che quando gioca è sia un leader in difesa sia in fase di impostazione. Checco, io sono d'accordo, nel senso, Demme in panchina. Noi dobbiamo smettere di pensare alla panchina e ai titolari, dobbiamo pensarli tutti potenzialmente titolari. Per me Demme ha fatto un partitone e insisto, se si torna al 4-3-3, Demme è il perno centrale del 4-3-3 e vedrei addirittura Bakayoko mezzala con Demme centrale, perché Demme fa un lavoro di semplicità anche in impostazione niente male. Allora, leggo altri messaggi. Elio K, grande Napoli da scudetto, non si riesce scudetto, se no dove stanno? Eccole qua. Devo per forza rispondere così, perché non si parla di scudetto, siamo lontani, ragazzi. Il Milan in questo momento deve avere la pressione per lo scudetto e la Juve da ex vincitrice, da detentrice del torneo. Assolutamente. E la Roma ci ha provato, il Napoli ha sfondato. Pasquino, Diego, scorrono troppo veloci. Diego, lo stadio Maradona, la maglia modello argentina, dopo 2 sconfitte interne con Juve, Atalanta e Lazio che perdono punti, se i nostri non giocavano bene oggi erano proprio lo scarto della Merdam. Pasquino, capisco che c'erano tutte le condizioni di dover far bene, però la Roma è la Roma e quindi non era una cosa scontata. Sicuramente. Che ha detto che non ho sentito le conferenze stampa, ma che ha detto Gattuso a fine conferenza, cioè a fine partita, conferenza stampa? Guarda, non l'ho sentita, però un amico mi ha mandato un vocale. Aspetta, devo fare subito questa cosa qua. Perché l'amico Fabio mi ha mandato, che meraviglia, mi ha mandato la foto, il fotomontaggio che hanno fatto, e la lanciamo in diretta perché è un capolavoro.
per dire che sì, noi la affrontiamo tecnicamente, ma ci sono anche questa è la favola. Questa è la favola. Cioè, Insigne che si appresta a tirare il calcio di punizione e Diego che alle sue spalle praticamente lo incita e quasi gli dice come tirarla e gli dà. Io, vabbè, ho pianto di nuovo. Grazie Fabio per avermela detta. E Fabio mi ha anche girato un vocale che credo possa essere le parole di Gattuso. Lo faccio partire sperando che non ci siano parolacce. Se pure ci stanno, che ce ne fotte. Play. In spagnolo si legge jugadorazo. Ah, questo è sempre Fabio che ci dice come si diceva la pronuncia in spagnolo di jugadorazo. Ok, no, pensavo fossero le parole di Gattuso. Ritorniamo. Valerio, ti faccio un piccolo avvertimento perché stanno arrivando, diciamo, come si dice, persone che seguono un altro canale e per evidenziare, per farci vedere che ci sta tirando la peggio merda addosso senza fare nomi, ti consiglio di bannare questo guapos latino. Subito? Sì. Perché tutti quelli che vi sta massacrando, il maestro vi sta massacrando, falli bannare tutti perché stanno cercando di portare attenzione nella live dell'altra persona che si sta divertendo con poco e lo fa con tutti. E vabbè, i miei moderatori adesso ci penseranno perché a noi questa gente non ci piace. Oltretutto, no, lo dico perché sennò disturbano l'attenzione, chi è questo, almeno levano subito e arrivederci a tutti. Anzi, maestro, se mi stai guardando e se ci stai guardando, un bacione. Questa è sempre la migliore risposta. Ciao ragazzi, questo Napoli con un Osimhen Bakayoko aggiunto può far godere, anche se per me il Napoli è una Ferrari che deve essere guidata da un top come Nagelsmann dell'Ipsia, ideale per il Napoli. Quindi a Salvi non piace tanto Gattuso, o comunque vorrebbe una nuova gestione. Io mi tengo Gattuso per ora. L'allenatore dell'Ipsia ovviamente è un grande allenatore che sta portando anche i risultati, però do ancora un po' di fiducia a Gattuso. Allora, Alessandro Pierno. Sì, Guapo Slatino, perché sono 2 ore che stai spammando, si vede che stai vedendo tutte e 2 le dirette, ma noi di quello che fanno altrove non ci interessa, stiamo facendo la diretta di qua. Quindi se continui a parlare sei costretto ad andare fuori, perché stai dicendo stronzate che a noi non ci riguardano. Esatto, sottoscrivo. Zielinski da trequartista, tanta roba, sei d'accordo? Se iniziasse a tirare di più diventerebbe un top player a tutti gli effetti. Alessandro... Che ti avevo detto di Zielinski? Infatti sì, era proprio il giocatore che temevi. Io infatti speriamo che mette Mertens trequartista, speriamo, ci ha messo Zielinski e Zielinski stasera ha fatto una grande partita. Ma come l'ha fatta pure lo stesso, ma mi è piaciuto tanto Diego Demme, hai visto tra Demme e Lobotka, preferisco 50 volte Demme come giocatore, infatti stasera sarà pure il nome, sarà una casualità, Diego Demme? No, lui la sente, lui la sente, perché il padre lo ha chiamato Diego proprio per l'amore per Maradona e lui è venuto a Napoli lasciando la sua squadra prima in classifica in Germania perché ha detto se mi chiama il Napoli io vado a piedi. Quindi Demme è uno di quelli, come dicevamo nella live, che insieme a Mertens e Insigne questa cosa la sente più degli altri. Assolutamente. Allora, se iniziassi a tirare di più come Diego, ma tutti i ragazzi devono cominciare a tirare di più perché le qualità ci stanno. L'abbiamo visto con Fabian che continua a dire che non mi è piaciuto tantissimo, però vicino alla porta ovviamente fa la differenza, lo può fare. Metafisici come stare a casa. Sì, questo è il mio moderatore, lo so io quello che ha inteso per questo commento, insomma, vale. Va bene. Valerio, che ne pensi di questa maglia? Per me può essere tranquillamente una quarta maglia, volevo sapere che ne pensava Asso. Vai. Posso, Ale? Posso? Sì. Considerate che la maglia, i colori d'Argentina, ma come è stata impostata sta maglia celebrativa, è una maglia bella. Fondamentalmente è stato fatto quel minuto di silenzio. Io appena stavo per inforchettare e io e mia moglie stavamo per mangiare e stavamo per inforchettare, minuto di silenzio, abbiamo posato le forchette e ci siamo messi zitti. Pensate, zitti proprio. Abbiamo posato le forchette, mani ferme sulle cose e in silenzio insieme al televisore, tutti in silenzio. Pensa. Se questo non è rispetto, non è ruffianeria, questo è rispetto.
è diverso. Ma no, ma perché poi ognuno di noi l'ha fatto nel privato delle proprie case, senza telecamere davanti. Io non potevo guardare nessuno, stavo lì tutta a telecamera spenta, stavo a mangiare, però posata la forchetta, non neanche ho iniziato, ho preso e mi sono messo che le mani tranquillo sulle cose. E ho applaudito quando c'è stato la fine del minuto di silenzio. Basta, comunque bella maglietta, grande gesto da parte del Napoli, della società Calcio Napoli, e gran bella maglietta. Ma la cosa che poi... mi ha fatto più, vabbè, finisco subito, la cosa che mi ha fatto più, no, impressione, stanno a capire, nel senso che mi ha fatto più effetto, e nel cerchio, nel minuto di silenzio, il 10, la maglia di Maradona 10 poggia a centro, quella mi ha fatto un bel po' più effetto. Assolutamente, e poi mi dicono che la maglietta era già prevista, poi ovviamente non lo sappiamo, però il Napoli non ha mai... Luigi Cicatiello, grande, adesso ti cerco subito il messaggio, comunque pare che questa maglia fosse prevista addirittura per questa partita qua, e poi è capitato sulla incredibile coincidenza e si è presentata in questa occasione, però veramente veramente bella, oltretutto c'ha il significato, e quindi sì, se la mettono in vendita io faccio il mini debito e mi faccio il regalo assolutamente. Luigi Cicatello dice: Valerio, è un piacere vedere crescere il tuo canale. Ad Maiora questa sera partita speciale, si sentiva che avevamo l'uomo in più. È vero Luigi, e ti ringrazio. Sicuramente c'era qualcosa in più da parte nostra, assolutamente sì. Fammi vedere ancora qui. Niente, non si clicca. Io clicco, non si... Ok, Asso, io non ho il problema che non dimentico nulla, ma dopo queste parole ti porto tanto rispetto. Guarda, Records, lo sfottò c'è, ma l'ho detto anche in una precedente live pre-partita con Valerio fatta nei giorni appresso, cioè dei giorni prima di questo, ho detto che lo sfottò e comunque sia la rivalità. La rivalità, bravo, lei mi sfugge il termine, la rivalità che sia presente nel mondo dello sport e del calcio tra Roma e Napoli dopo la rottura del gemellaggio, questa è una cosa chiara, ma qui nessuno sta cercando di fare lecchinaggio di culo a qualcuno, però mi sembrava doveroso, perlomeno per il sottoscritto, elogiare, ringraziare e ricordare un grande campione che a me onestamente ha lasciato un qualcosa, e quel qualcosa insomma me lo porterò insomma per tutti gli anni che mi rimangono da campare, quindi non vedo il perché bassare questi scudi, queste armi, fare confusione, incitare all'odio e all'astio, quando in questi momenti serve solo una parola e una cosa nella vita: delicatezza e rispetto, punto. So due, scusate, non una, so due. Zielinski ormai lo conosciamo, se fosse costante, se non si facesse i pesci, ma 8 partite su 10 sarebbe da Real Madrid. Sì, ovviamente, poi le qualità a questi livelli, ragazzi, le qualità ce le hanno tutti, la differenza la fa la continuità. Zielinski non ha niente da invidiare tecnicamente a un Cross, per esempio, del Real Madrid. La differenza è che Cross lo fa tutte le partite per 90 minuti, mentre Zielinski ancora deve dimostrare che lo fa sempre. Questa è la cosa. Allora, vediamo un pochino, scorrono veloci. Ragazzi, 389 di voi live. A quanti like stiamo? Perché qua abbiamo un ospite che ci sta mettendo la faccia e vorrei che un po' di like fossero dedicati anche a chi non si nasconde. Un attimo. Quindi fatemi sapere a quanti like stiamo. Il problema non è tirare ma segnare. Il Napoli deve migliorare in questo aspetto. Il Napoli anche stasera crea tanto ma è poco cinico. Vabbè, però se ne entrano 4 io sto a posto, Palmentini, perché poi se l'avversario ne deve fare 4 o 5 stiamo ben messi. È vero che possiamo migliorare, perché per esempio 600 calci d'angolo che ci hanno concesso non mai siamo stati pericolosi sul calcio d'angolo, quindi sotto questo punto di vista si può migliorare. Allora, avevo visto anche il viola. Dove sta? Fammi vedere. La mia connessione sta andando in difficoltà perché siete tanti, ed è anche una cosa carina. Diego, il più forte della storia senza discussione, grazie Fiorentina 1926, ovviamente è un numero che ci accomuna. Losco ci dice: Roma e Napoli sono i due campi di gabbia del sud, perché Roma è sud, non centro. Vabbè, questa poi non lo so, però
se dividi nord e sud e non consideri il centro, sì, sarebbe necessario, oltre che bello, un gemellaggio. Ce l'avessimo noi la qualità del Napoli, staremo a posto, ci dice Fabio Grasso dall'Inter. Amico, ma secondo me tu la qualità ce l'hai pure, solo che devi decidere di metterla in campo. Perché molto spesso Conte preferisce un po' più di garra. Valerio, io vedo poche verticalizzazioni, escluso Insigne, non ci riesce nessuno. Oggi ci ha provato Demme, ma male. Demme non ha questo come caratteristica specifica, sicuramente. Però sì, Insigne ce l'ha anche ad occhi chiusi e lo può fare anche Fabian però si deve svegliare, siamo alle solite. Vediamo un pochino la fortuna. Ho avuto la fortuna che mio nonno conosceva Diego Armando Maradona, infatti ho la loro foto insieme con autografo, che meraviglia, ed è una cosa che mi tocca tantissimo da tifoso del Napoli. Non sono in modo per dire questo. Le parole per alcuni tifosi esterni che la Roma... ragazzi, questa live si impreziosirà di un giudizio anche esterno e neutrale, e ci fa piacere. Vediamo un pochino. La Roma è una bella squadra, ha perso solo per tattica. Forza Napoli. Vittorio, io credo che Gattuso l'abbia vinta scegliendo anche di mettersi 4-3-3. Asso, ti chiedo anche a te, tu temevi più il 4-3-3 che il 4-2-3-1? Sì, il 4-3-3 perché fondamentalmente il Napoli poi c'ha molta profondità, no? Poi con le sue verticalizzazioni, con gli affondi, con gli inserimenti, il Napoli è una squadra che ti fa male. Diciamo che la difesa per quello che ha potuto ha retto, però ripeto, se non hai la diga davanti come l'hanno fatta Fabian Ruiz e Demme per il Napoli, no? A far scudo la difesa, lì diventi penetrabile, molto penetrabile. Infatti terzo gol così, quarto gol così, secondo gol, tutto reso conto di tutto quello che è stato sbagliato a livello collettivo. Ripeto, c'è tanto rammarico, sono tanto incazzato, tanto arrabbiato, però testa bassa e ripartirci, anche questo. Fondamentalmente, ripeto, perso con una grande squadra che l'ha preparata bene, te l'ha messa bene sul campo, e ha macinato quello che ha ottenuto. Oltretutto, ragazzi, lo dico a testa bassa e con umiltà, quello che ha portato a casa non solo i 3 punti, i 4 gol fatti sono quello che ha rispecchiato quella partita. Assolutamente. Alessandro AS Roma 8 è stata una giornata no, e anche ci può stare. La Roma purtroppo deve cambiare mentalità, come dice Asso, si va troppo spesso dalle stelle alle stalle. Oggi è mancata anche la leadership di Pedro, poiché era davvero spento, e la classe di Miki. Mamma mia, Mkhitaryan è proprio irriconoscibile. Fammi acchiappare. Sono riuscito a cliccare. Che cazzo devo fare più per cliccare su questo messaggio? Non reggo, è troppo onore. Vediamo se ce la faccio. Grande ragazzi, che bello vedere due grandi youtuber pieni di sportività. Felice e orgoglioso di conoscervi. Un abbraccio. Ciao Gabriele. Grande Gabe. Allora, Gattuso in conferenza. Questo messaggio mi interessa, se riesco a bloccarlo. Gattuso in conferenza dice: il 4-3-3 ci agevola nelle giocate. Allora io mi domando perché giochi con il 4-2-3-1. Ma Achille, io credo che si ripartirà a questo punto dal 4-3-3. Poi magari puoi mettere il 4-2-3-1 se vuoi se la partita è troppo bloccata, se vuoi avere più peso in attacco. Ma oggi si è dimostrato che il 4-3-3 è più semplice nella mente dei giocatori, c'è più aria, c'è meno pestarsi i piedi. Ora, al di là delle prestazioni dei singoli, ha funzionato meglio, bisogna dirlo. A me piace il 4-2-3-1, però se l'altro modulo funziona meglio, non credo che lui sia pazzo a non farli vedere, a non utilizzarlo. Allora, volevo chiedere per difendere usavamo Zielinski, arretrava nei 3, quando attaccavamo uno tra Fabio e Demme andavano a fare sotto il centravanti. Complimenti per la diretta, grazie. Ma alla fine uno dei centrocampisti, uno delle mezze ali nel 4-3-3 deve andare a riempire, fa parte del 4-3-3.
È così, poi si difende 4-1, 4-1. Volevo chiedere un'enorme e urgente domanda, da tifoso del Napoli, grande ammirazione per Maradona, volevo sapere se in PES o FIFA, per qualsiasi console, Maradona è giocabile. Non ne ho idea perché non ho nessuna console. Fabio, tu giochi? Fabio, scusami, Stefano, tu giochi? Quest'anno a PES, FIFA, sì, PES, scusa, PES, PlayStation 4. PES, PES. Che cosa? Maradona giocabile, questo mi chiedevano. Sì, l'hanno messo. Hanno fatto una carta speciale che penso che costerà 6 milioni di dollari. Poi qua la carta speciale, un Maradona formato speciale, 6 miliardi di dollari, cioè roba che ti viene a casa non basta, capito? Tu moglie non basta, la macchina del motore non bastano. Certo. È bella Allora, vederla, ma ragazzi, è impossibile averla. l'amico... boom! Preso. Lo so, l'ho visto e lo stavo per leggere, grazie. Albe, grazie mille, non dovevi, lo stavo per leggere. Te li rimando sti 5 euro perché Fabio cerca di in privato, però ragazzi voi vi dovete rendere conto che quando scorrono così, c'ho l'ospite, devo far leggere tutti i messaggi, è complicato aprire anche Telegram contemporaneamente, ma non lo fa per chiedere cose per sé, ma per farci leggere le parole di Gattuso, dove ci dice: Gattuso ha rimproverato i tifosi che vanno in giro ad omaggiare Maradona senza mascherina, ha detto cercate di usare un po' di buonsenso, che siamo in un periodo drammatico con negozi e ristoranti chiusi in grave crisi economica. Quindi ottima questa cosa di Gattuso e grazie Fabio per averla sottolineata. Tra l'altro io aggiungo, ho visto tante mascherine, cosa che non ho visto in Argentina. In Argentina tutti free, proprio completamente free, 1 milione di persone per strada. A Napoli ho visto più mascherine, ma fa bene Gattuso a ripeterlo. E poi aggiunge: il 4-3 ci dà più equilibrio, ma a me piace giocare bene e dominare le partite e possiamo utilizzare i due moduli a seconda poi dell'avversario o anche variare a partita in corso per poi difendere sempre col 4-1-4-1. Bellissimo, proprio come stavamo dicendo. Poi aggiunge quella merda di sta insultando e stanno dicendo che Napoli si sono messi d'accordo. Qua dovrebbe partire il dissing per un altro youtuber di cui non faccio neanche il nome perché non merita che poi voi vi andate a vedere il video. Si guardano a sé, non so se ti capita anche a te, te lo chiedo in confidenza, a volte si guardano più i video degli haters che non i video miei. Come si fa? Perché fa gossip il dissing. Buonasera Mario. Buonasera a voi, buonasera. Stasera sono veramente sfiancato e Stefanuccio lo sa, però ho detto una mezz'oretta, un'oretta, quello che è una chiacchieratina con Valerio e Ass, proprio amici di casa. Me la voglio fare, con piacere, me la voglio fare. Buonasera a tutti, buonasera agli amici bellini. Grazie Nischio per essere passato, sempre onoratissimo. Mi sentite bene? Perché cambiando qua, non lo so, mi sentite? No, non sei squillante da microfono col condensatore, però penso che ti sentano abbastanza bene. Va bene. Sei in trasferta praticamente, non sei nel tuo solito studio. Sono vicino al fuocherello che sto più comodo, là non è molto riscaldata quella stanza. Benissimo. Mario, io ti lascio dire come hai visto questa partita tu da esterno. Ovviamente io non ho potuto ancora vedere il tuo video, lo guarderò sicuramente dopo. Una parola su questa gara. Beh, diciamo una gara è abbastanza a senso unico, direi, con una squadra che ci ha messo l'anima, ci ha messo il cuore, oltre che la testa, perché poi solo con il cuore fai poco, cioè fa tanto, ma ci vuole anche attenzione e veramente stasera non ho visto quasi punti deboli per quanto riguarda il Napoli. Dall'altro lato, devo dirlo, mi aspettavo una Roma che, a detta di tutti e non solo mia, una squadra molto molto in forma, ostica per tutti, che sul campo non aveva ancora mai perso, ma che stasera praticamente non è scesa proprio in campo perché sicuramente ci può stare anche qualche infortunio, un po' di sfortuna, perché una cosa è giocare con difensori titolari, una cosa è giocare con Juan Jesus e da interista ne so qualcosa. Se ti manca Veretù, ti manca un perno importantissimo a centrocampo, sicuramente il Dzeko non al top, tutto quello che vuoi, però tutto ciò comunque non può inficiare, perché gente come Pedro, gente come Mkhitaryan non hanno mai acceso la lampadina.
Però vanno sottolineati stasera più che mai anche e soprattutto i meriti del Napoli, che è una squadra veramente una squadra che le qualità le sapevamo già, però è una squadra che appunto quando oltre alle qualità mette in piazza anche attenzione, testa e cuore, come ho detto nel mio video, secondo me veramente poi non ce n'è per nessuno, perché se il Napoli veramente riuscisse ad avere questa accortezza in tutte le gare, sarebbe forse lo scudetto che non arrivò neanche con Sarri. Il problema è che metterla in tutte le gare non è semplice, però vedremo Gattuso cosa combinerà. E mi sembra un riassunto perfetto, insomma, dove si riconoscono una Roma acciaccata e anche non proprio sul pezzo, ma ovviamente non si vince 4-0 se non hai le qualità per farlo, e quindi mi ritrovo con la tua analisi. Andiamo a vedere altri messaggi. Ragazzi, calmatevi, perché questa è la prima live un pochino calda, vedo gente che io non vi faccio famosi solo perché ci sta un po' di gente live, e vedo gente che vuole come si dice, sai, che vuole mettere pepe senza contenuto, perché se metti il pepe col contenuto io la provocazione la accetto pure, ma se devi fare solo la parolina così per rompere il cazzo, no, non lo accetto. Ti trovi? Vediamo un pochino. Vedendo il Napoli di questa sera fa capire la reale forza del Milan dopo la vittoria di domenica scorsa. Sì, a sé. Facciamo risposte a trio veloci. Allora, scusami che stavo a leggere il pezzetto di intervista di Fonseca, chiedo bene. No, ci interessa anche quello. Lui come l'ha vista? Guarda, ti leggo proprio lo scritto ufficiale, il titolone, e poi è giusto, il Napoli ha meritato, virgola, non abbiamo fatto niente per ottenere il risultato, punto. Non voglio trovare scuse, abbiamo sofferto troppo a destra. No, tu hai sofferto su tutti i lati, centro, sinistra, destra, non è che solo a destra, noi abbiamo sofferto da tutte le parti, centro del campo, destra e sinistra, non è che abbiamo sofferto solo a destra. Comunque è stato umile, lo stesso Dzeko ci ripropone, possiamo imparare da questa sconfitta, dobbiamo svegliarci e tornare ad essere quelli di prima. Speriamo di fare bene anche nei big match. Ricordo a Dzeko, al signor Dzeko, io faccio sempre presente che a Milano con la capolista abbiamo pareggiato 3 pari, e con la Juve se lui avrebbe buttato dentro una di quelle 2 occasioni sul 2-1 per noi, sarebbe finita 3-1, al massimo 3-2, avremmo vinto anche quel big match, per dire. Quindi è questo il big match che abbiamo zompato totalmente su tutte le linee. Quindi volevo ricordare pure questo a Dzeko, perché sennò lui fa sempre di tutta l'erba un fascio. Io invece lo rimetto sempre al posto suo, del caro Dzeko, che stasera ha fatto tutto tranne che dare qualità là davanti, a parte a bestemmiare all'arbitro e fare poche altre cose, insomma. Sì, ha quasi non toccato palla, insomma, cioè, ha avuto un tiro, insomma, lento in porta, ma veramente poca roba. Fareste uno scambio tra Dybala, Lautaro, Duvan, Lukaku e Fabian Barella? Mario? Dybala, Lautaro, con tutto che sono un grandissimo estimatore di Dybala, no, per una questione di anagrafica. Lautaro è molto più giovane, credo che con Lukaku potrebbe formare un ottimo tandem, ma anche sì, però ripeto, questione di anagrafica mi tengo Lautaro. Dove a Lukaku, onestamente Lukaku me lo tengo, ecco, è l'uomo ideale per Conte e non lo sto a mettere in discussione. Fabian Barella, ragazzi, tutti scambi onestamente che mi sembrano abbastanza improponibili. Mi tengo anche Barella. Non voglio sembrare fazioso, ma per questi mi tengo in mano. Io l'unico scambio che farei è Dybala Lautaro, basta. L'unico che farei. Cioè, e poi tra Duva Lukaku e Fabian Barella. A me Il problema è che uno ha 22 anni, l'altro 26, mi sembra, 4 anni sul groppone in più fanno tanta differenza. Quindi alla pari non lo farei. Poi se ci fosse una controparte economica, perché no? E io sposo quello che ha detto Asso. Su Dybala però
Non lo so, io forse preferisco... Dipende, sono due giocatori diversi, Dybala e Lautaro fondamentalmente, quindi Sì. veramente dipende da quello che vuoi fare. Lukaku, mi tengo Lukaku ovviamente, e su Fabian e Barella, ragazzi, anche lì caratteristiche completamente diverse. Per la garra mi tengo Barella. Fabian ha la qualità, però io preferisco anche vedere un po' più di cazzimma in campo. Allora, Bepi ovviamente dice subito Fabian Barella, quanto vi devo? Apro una colletta PayPal. Perché lui su Fabian ovviamente non ci sta. Ma qualcuno dice Fabian troppo sottovalutato. Raffaele, la qualità ce le ha, sono immense, però deve dare di più, più svelto, più svelto. Allora, Vincenzo Saetta, se il link si apre, ecco qua, stesso problema di Zieru, Fabian potrebbe essere il migliore in Serie A, ma pecca di continuità, accanto per me ha bisogno di uno come Zielinski. Fiducia cazzo. Avevamo detto pure che con Bakayoko vicino era meglio, adesso gli vogliamo mettere anche Zielinski. Va bene, ma anche da solo deve dare quello che deve dare, a prescindere dai suoi compagni. Vediamo un pochino, Lautaro meglio di Dybala è morto in campo, vabbè, Dybala è un problema di stato di forma anche. Chiedo ai miei moderatori di intervenire perché se no io mentre leggo, invece di leggere le domande, leggo stronzate, e se leggo stronzate semplicemente la live viene più lenta. Io comunque io controllo tutti e non vi do soddisfazione. Ragazzi, voi con me cascate male, credo. Voi con me cascate male. Andiamo a vedere. Emanuele Cerro. Sera ragazzi, partita meritatamente vinta dal Napoli, ma perché al 7° minuto è stato fischiato subito il fuorigioco su Mkhitaryan e non hanno fatto continuare l'azione? A me non sembrava così evidente. Manu, non lo so, io devo dire una cosa, lo sapete, io sulle mie reaction sto molto attento al VAR e alle cose. Per esempio nella mia reaction ho sottolineato che Mario Rui si è fatto un bel tuffo sui primi minuti, che non era fallo, si è tuffato lui prima, però ho avuto problemi di streaming, quindi non l'ho vista questa cosa del fuorigioco. Bisogna aspettare e controllare dopo su questo. Fabio ci ha detto il resto delle parole di Gattuso che possiamo commentare. Gattuso ha aggiunto: chi pensa che dobbiamo vincere tutte le partite non tifa Napoli e non capisce di calcio. Esistono gli avversari, momenti durante la stagione che non si può essere al 100%. Io non l'ho guardato, in più ha ripetuto il 3-0 al punto di penalizzazione non mi sta bene, abbiamo fatto 18 punti sul campo, spero la giustizia sportiva faccia il suo corso. Ok, ritorna sulla questione che stavamo sul pullman, vabbè, qua possiamo stendere il famoso velo pietoso. Allora, Nesco, scambio Hakimi Mario Rui. Non credo. Ma sai che forse per Conte potrebbe essere anche più funzionale. Con Conte è tutto strano, i livelli si sfalsano, davvero. Tutto è possibile. Io avevo letto perché... una battuta bellissima oggi, dato che si parlava dello stadio, del nome dello stadio, Stadio Comunale Mario Rui, dopo stasera, perché comunque ha fatto un'ottima ha fatto partita. quella giocata di tacco là mamma mia, ha detto, cazzarola, complimenti. È così, perché lui tecnicamente è fortissimo, poi dopo ovviamente qualche problema di fisicità, ma tecnicamente Mario Rui non ha niente da invidiare a nessuno. La vittoria di oggi del Napoli mette in risalto le qualità del Milan, ci dice Cuore Rossonero. Neschio, ne stavamo parlando pure prima, sei d'accordo? Ma guarda, io in realtà non sono molto d'accordo, cioè nel senso che ogni gara, ogni partita fa storia a sé, perché se tu vedi la partita di stasera e tu allora dici che la Roma è un avversario davvero mediocre, e invece la Roma, vuoi o non vuoi, se l'è andata a giocare, se l'è giocata con il Milan, quindi anzi, questa partita va a rimarcare proprio questo dato, che mai come quest'anno ogni punto è un punto guadagnato, mai come quest'anno oggi può succedere una cosa, la prossima giornata ti può sovvertire ogni pronostico, proprio per una questione di condizione atletica, non ci sono state grosse preparazioni, i giocatori giocano ogni 3 giorni, nazionali, Champions, competizioni. Quest'anno fattore casa, che stasera si è sentito il fattore casa come un tempo, perché veramente il Napoli giocava col coltello con il sangue agli occhi. In altre condizioni
giochi in casa, fuori casa non ti cambia nulla, quindi è una stagione troppo anomala e ogni partita per me fa gara a sé. E proprio per questo vi dico che se il Napoli avesse giocato con questa grinta, stasera se si trovava il Milan, non dico che forse faceva la stessa fine, però sarebbe stata tutt'altra gara, ecco. Il fattore testa-cuore che dicevo prima, secondo me, fa tanta differenza. Assolutamente, e aggiungo la discontinuità. Ora, a parte il Milan che sta andando molto bene in campionato, però ha steccato 2 volte in Europa League, giocando ogni 3 giorni è difficile che fai il filotto, il famoso filotto dove tu le vinci tutte, quindi veramente ogni partita storia a sé. Sono d'accordo. Scambio Fabian Eriksen, questa mi sfizia. Sì, cioè io lo farei perché almeno Fabian potrebbe rientrare, cioè potrebbe essere utile nello scacchiere di Conte, anche se, come dicevi tu, Fabian magari ha meno garra e purtroppo pare che quella Conte la richieda proprio di default, ecco, soltanto questo. Però questo mi inizierebbe a sfiziare come scambio, ci potrebbe già stare. Perasso, ma contro il Sassuolo o contro i Young Boys ci saranno Veretù e Mancini? Smalling? Smalling recupera, probabilmente Veretù e Mancini con Young Boys no, proveranno ad essere recuperati a seconda dell'entità, se c'è lesione per Veretù o se sono sempre risentimenti. Comunque non verranno rischiati con Young Boys, assolutamente no. Smalling ci sarà. Ok. Allora, pure voi perdete con sto Napoli, allora Neschio, ovviamente si Sì, riferisce... ma il gioco vale per tutto, non è che cioè, il discorso vale per tutto, non è che sono interista, no, no. Io non ragiono così, assolutamente no, assolutamente no. Federico dice: l'unico limite del Milan potrà essere la rosa non lunghissima, ma con l'11 titolare potrà dire la sua fino alla fine. Andrò controcorrente, ma la penso così. Federico, sì, serve pure un po' di fortuna, se non perdi giocatori chiave al momento chiave. Ora stanno facendo a meno di Ibra bene, devi vedere insomma se non lo so, perdi contemporaneamente Teo e Rebic, per dire, senza Leao, ti manca una catena. Bisogna capire se veramente in periodo di Covid, ragazzi, è complicato fare previsioni quanto mai quest'anno, perché le rose è come se non le avessi a disposizione. Il viola canadese, messaggio per Neschio: mi spargo il capo di cenere, stasera l'ha vinta Ringhio, errore mio e me ne prendo la responsabilità, ammetto il mio sbaglio e chiedo venia. Grande viola canadese. Sì, noi abbiamo questa sorta di faida. Io tendo sempre a elogiare sia Gattuso come uomo, e questo credo che veramente, indubbiamente, tutti conoscano le lodi di Gattuso da questo punto di vista. Ma a me Gattuso piace anche tatticamente, perché poi credono forse che Gattuso sia lì soltanto come motivatore. Invece no, Gattuso è uno che studia gli avversari, plasma anche un po' la squadra, confrontandosi con l'avversario stesso. Quindi io per Gattuso ho una sorta di ammirazione, devo essere sincero. Anch'io. Però fa piacere. Come si dice per Gabe, solo gli stupidi non cambiano mai idea. Se ti fanno cambiare idea, io per esempio con Fabian mi fa cambiare idea praticamente ogni domenica, perché so le qualità che ha, se le mette in pratica e me le mostra, ben venga, e altrimenti no. E anche Gattuso non è esente da critiche quando le meriterà. Stadio San Valerio fluido. Caffè Napoli. Questo è bello. Bellissimo. Scambio Cialanoglu Zielinski. Ma no, io dico di no. Cialanoglu sì, come trequartista, se vuoi il trequartista puro, però Zielinski ti dà tanto altro. Al di là del Covid, questo campionato atipico, il Milan primo in classifica la dice lunga sulla pochezza del campionato italiano. Asso, vuoi rispondere a questa cosa della pochezza? La dice lunga no, non è vero, Gazzara, non è vero, per me non è così. Diamo a Cesare pure per quel che è di Cesare, insomma.
se erano prima potevano essere una variante, no? Questo Milan poteva essere una variante che non dava garanzia, non dava sicurezza, ma alla fine della scorsa stagione post-Covid, fino a queste prime 9 gare di questo campionato, mi sembra che ormai sia diventata una certezza e non è più una variabile, sto benedetto Milan. Quindi gli va dato rispetto e onestamente gli va data pure fiducia, perché sono una squadra in salute e che stanno continuando a vincere nonostante le defezioni della mancanza di Nibra, di un Leao, comunque sia mancava, si è rotto pure Bennassere, nonostante al tuo fantacalcio. l'onnipotente Ibrahimovic oggi hanno vinto lo stesso, e la Fiorentina nel secondo tempo ha fatto anche una buona, discreta partita, ma hanno vinto ugualmente, quindi gli va dato credito e si merita rispetto sto Milan ad oggi. E visto che ci sei qua in primo piano, ti faccio fare anche questa seconda domanda. Buonasera, comunque Asso, anche qua, buonasera. Domattina Asso, ma come mai questa Roma stasera da passare dal grande gioco a che nessuno sa cosa fare? No, De Player non è il problema di nessuno che sa cosa fare, il problema è che non hanno proprio giocato a pallone, cioè non è che non sapevano cosa fare. Magari c'era la problema di non so cosa fare, magari con qualche istruzione dalla panchina del mister ti comincia a muovere. Il problema è che non c'è stato proprio spirito e né voglia di provare a giocare a pallone. Ripeto, magari giocando a pallone avresti perso comunque, nessuno lo mette in dubbio, però sarebbe stata un'altra situazione, è tutt'altro contesto, è quello che è mancato alla Roma. Yes. Allora, recupero qualche altra domanda. Vabbè, lo sfottò qua ci sta, è pulito. Asso è come disse Venditti, grazie Roma, così è pulito, lo accettiamo. Sì, ma ci sta, non c'è problema. Ma non è che... No, forse, ma sai qual è la cosa che mi fa più ridere, Valerio, Mario, poi Mario pure te, e quelli che vengono a farti sfottò sotto al video post partita, ok Mario? Però non è che guardano tutto il video, si fermano a 15 secondi e poi dicono però lo vedi che non sei sportivo, ma che cazzo stai a dire? Ma ascoltano tutto il video. Già stai dicendo qualcosa di che ci sono quelli che guardano solo il titolo, magari, anzi neanche partono anche prevenuti sapendo già quello che tu forse hai nella testa, cioè vabbè, cose assurde, no? Lasciamo stare. Sì, queste cose sono ridicole, cioè, o si attacca l'articolo al massimo i primi 15 secondi, esclusa la pubblicità, capito? Se è monetizzato, basta. Non capisci in cazzo, viene queste 4 pesche, antisportivo, ma noi vince lo scudetto, ma che cazzo, ma però, so sempre predicato calma io ho parlato del scudetto. Io ho detto godiamoci il momento e andiamo con fiducia, perché avevo fiducia in questa Roma per questa partita qui, ma non significa aver fiducia andiamo a romper culo a Napoli, non è questa la traduzione di avere fiducia nella Roma e nel tantomeno del scudetto. Comunque vabbè, mi sembra che non è che la Roma sia in zona retrocessione, abbiamo i nostri 17 punti se non vado errato, a un punto dal Sassuolo all'Inter, a 6 dal Milan, comunque siamo ancora lì. Una squadra che comunque non aveva mai perso sul campo prima di oggi, quindi in questa stagione, quindi che stiamo a parlare, non è che stiamo parlando dell'ultima veramente arrivata, per cui è normale che si fa. Però io sono sincero, questa tranquillità nelle dichiarazioni post partita di gente come l'allenatore e come Zeko, onestamente non mi piacciono, perché tu dovresti essere incazzato, a te ti dovrebbe rodere il culo. No, che la giudicazione hanno meritato, non abbiamo fatto niente per vincere, per portarla a casa, ripartiremo e miglioreremo. Tu alla conferenza stampa te lo devi mangiare il microfono, lo devi ammozzichi, gli devi lasciare solo il filo in mano a quello che tu tieni, solo il filo del microfono gli devi lasciare a mano, te li devi mangiare, ma pure Zeko deve essere incazzato, devi dire no comment, poi lasciare dichiarazioni no comment, perché me del culo, perché abbiamo fatto una figura di merda. Questo devono fare, no? Tutte queste dichiarazioni molto sobrie, tranquille, va bene la sportività, ma ti devi far rodere il culo, devi far vedere che ti rode il culo e sei incazzato. No, che buttate sempre, capito? Vabbè, ripartiremo. Cazzate con le palle. Soprattutto per come è maturata la sconfitta, perché è stata netta, capito? Se invece te la sei giocata, allora ok, è stata una sconfitta netta, bruciante, e quindi sono d'accordo con te, ci vuole un po' più di verve. Perneschio, visto il Politano di Napoli, hai un po' il rammarico di averlo ceduto? Purtroppo, cioè, mi dispiace, perché poi il Politano all'Inter comunque si è sempre impegnato, ma purtroppo nell'Inter di Conte, nello scacchiere di Conte, non saprei dove inserirlo. Non è un esterno tutta fascia,
non è una punta, lui deve giocare appunto in un attacco a 3 o in un 2-3-1, comunque da attaccante esterno, e lì si esalta, quindi secondo me ha trovato il suo ambiente ideale proprio a Napoli. All'Inter non avrebbe fatto bene, credo, quest'anno. Metti la domandina di Mario, eccola, bravo Valerio, leggi sta domandina, Valerio. Leggi. Guarda Dazzo, cosa ne pensi che Fonseca ha chiesto alla classe arbitrale di non dare recupero e di andare direttamente negli spogliatoi? Ah, interessantissimo, perché anche io in chiusura reaction, io di solito, sai, aspetto il recupero, devo correre, e invece ho detto, non c'è il recupero, benissimo, stacco subito, ma è la prima volta che sento una cosa del genere, che una squadra chiede, vabbè, è finita, non ci proviamo nemmeno, tanto che è brutto. Sì, no, in realtà è capitato più volte, cioè, ora non ricordo quali esempi specifici, però è capitato che c'è un risultato netto e quando è rotondo, insomma, quando è rotondo capita. Sì, capita, non è di certo la prima volta. Magari per la Roma potrebbe è essere una vergogna. Hai fatto come quelli che fanno gli incontri del box, quando quell'altro lo sta pistando come l'uva, tu prendi il tuo, capito, la tua spugna e la butti lì in mezzo e dici basta, faccia gonfia, mandaci dentro in spogliatoio e ti mandaci a casa. Questo ha fatto, sei una vergogna. Stasera sì. una vergogna. Non gli ho contestato niente a Fonseca perché si è arrangiato con quello che aveva, ma con questo gesto che mi era sfuggito. Infatti, quando vedevo la partita, ho detto: ammazza, 90esimo subito, 18 sostituzioni, niente recupero. Poi Mario mi ha fatto notare un qualcosa che a me è sfuggito, e io dico che questa sera una cosa l'hai sbagliata perché hai gettato la spugna a testa bassa. Simbolo di umiltà? Potrebbe essere anche inteso come simbolo di umiltà. Basta, non dare recupero, la partita è finita, andiamo tutti a casa. Potrebbe anche essere, ma io da tifoso onestamente non l'apprezzo. Però secondo me è sbagliato, cioè sì, sono d'accordo con te, Asso, perché in generale fino alla fine, cioè che chiedi? Cioè non puoi darti per vinto. Ok, ovviamente non ne puoi fare mai 4 in 4 minuti, magari si potevano dare 4 minuti, però tu, anche per il rispetto per i tifosi, tu devi dimostrare che fino alla fine vuoi fare il gol della bandiera, vuoi darla tutta, l'anima in campo. Sono d'accordo, non mi piace la resa a dire basta. Però forse l'allenatore vede pure, valuta l'atteggiamento che ha avuto la squadra, vede come stanno reagendo in campo e magari dice questi già hanno staccato la spina, andiamocene, buonanotte. Non lo so cosa ti passa per la testa. È vero che il tifoso giustamente dice io fino all'ultimo me la devo giocare, questo è vero. Non lo so, in realtà. Perché la resa, sì, è un gesto che farà discutere secondo me domani, perché non lo so, non sono convintissimo. Ha dato la resa. Non si sono permessi, quando hanno preso le sveglie in Champions League, hanno preso 7 gol. Chi c'era in panchina non si aveva permesso a dire la classe arbitro, non dare recupero, butta la spugna, faccia mandarci subito dentro gli spogliatoi. Ma che cazzo stai a dire? Non gli ho rimproverato niente, ma questa cosa mi ha fatto ulteriormente, già me lo del culo del mio dalla prestazione della squadra. Poi mi hanno dato pure sto senso, mi hanno fatto pure questo appunto che avevo notato, ma non avevo dato peso perché ho detto vabbè, l'arbitro ha visto il 4-0, ha mandato tutti a casa, arrivederci. E invece stava proprio Fonseca ad averlo chiesto. Mamma mia, buia, caro. Hai sbagliato, sto giro qui Fonseca, stasera non ti ho detto niente, ma qui hai preso una grossa falla. Bella ragazzi, comunque senza star qui a fare scuse, abbiamo giocato con Cristante in difesa in emergenza completa, con Mancini e Veretù infortunati durante la partita. Se ci toglie Manolas, Koulibaly, eccetera. Ivano, calma, perché se va a vedere nella difesa chi salvo sono proprio Cristante e Bagni. Se devo salvare un qualcosa ancora ulteriore a Kasdorp, se devo salvare un qualcosa, salvo proprio la prestazione di un buon Cristante e di un buon Ibañez che hanno dato tutto, ok? Che hanno dato, Mancini ha dato tutto fino a quando ha giocato. Ma il problema non è stata la difesa, perché la difesa ha retto finché ha potuto. Poi al secondo tempo, quando te sbraghi e te lanci tutti in avanti perché stai all'arembaggio e perdi 2-0, perché la Roma in quel frangente perdeva 2-0 e te lanci proprio all'avventura e te se scolla tutte le parti, non c'è più chi te fatica davanti alla difesa, tutti là davanti, giocavamo solo con due difensori dietro. È normale, non te la puoi piagare la difesa se ne giochi con due soli che devono tenersi poi la ripartenza a 4-5 giocatori del Napoli, non te la puoi piagare con Cristante o con i Bagnets
o con Mirante, per dire, ok? Lasciamo perdere il terzo gol, o con Mirante, ok? E questo è quello che dico, è inutile che stiamo ad intaccare difesa. Oh, Pellegrini, una fotografia, Veretù si è scosciato e già non era proprio manco entrato in partita e si è pure rotto. Dzeko, una figurina, Mkhitaryan, una figurina, a foca monaca di Pedro, perché stasera una foca, gli mettevi il pollo, visto come palleggiava insieme a Mario Rui là, come Ma palleggiava. quello è stato un momento di grande tecnica, però. Sì, quella è stata una grande tecnica, sì, perché ho apprezzato la grande tecnica, però la foca a stasera ha fatto solo quella, la foca monaca. Basta. Oh, come pretendi? Se ne giocano due dalla difesa bene. E il resto della squadra va per tutta per cazzi propri. Ma andiamo. Non gioca nessuno, ma dove vai? Dove vai? Mo se stanno preoccupati dove Young Boys. Te ne preoccupa pure dove Young Boys, perché voglio vedere se ci saranno ripercussioni, perché una scoccia tale ti può lasciare strascichi, voglio vedere quanto siamo forti mentalmente. E non mi basta vincere con Young Boys, che sono una squadra di pellegrinaggio svizzera. Un altro banco di prova da arriva col Sassuolo che te sta in punta avanti, che ha preso 3 scocce dall'Inter, e viene pure lei che ha la voglia di rifarsi dalle 3 scocce che ha preso dall'Inter. Quindi sarà una partita veramente ancora più difficile di quella con Napoli. Voglio vedere che reazione, non mi basta vincere solo con Young Boys. Sarà una bella partita quella da vedere, sì. Infatti a noi non è bastato la vittoria con il Rijeka per scrollarci i dubbi dati dalla vittoria col Milan, è col campionato che poi dai veramente una reazione e una svolta. Deco ci dice: Vale, cosa ne pensi della prestazione di Manolas? Io sono rimasto veramente orgoglioso di lui e vi faccio rispondere anche a voi, perché devo dire che io sono stato tra quelli che ha molto attaccato Manolas per l'imbarazzo, soprattutto in fase di impostazione, perché coi piedi non è eccezionale, però devo dire, nella sua semplicità ha provato anche qualche lancio così. Luigi, ti ho preso, però molto meglio Manolas, anche meglio di Koulibaly anche stasera. Neschio, tu come l'hai visto? Sì, no, ha fatto indubbiamente bene, no? È un buon stato di forma sicuramente. Il miglior Koulibaly non è il miglior Manolas, Certo. questo non si discute nella maniera più assoluta, però io me lo ricordo sempre, questa è una delle coppie difensive che in teoria molto ben assemblate, perché hanno caratteristiche anche complementari. Ma non, Vediamo. ma non mettete sti messaggi e spacciate per cose brutte, levate sti messaggi, Vabbè. levate sti messaggi, che poi ci mettete pure il gruppo della curva, ci mettete che manco vi conosce, leva sti messaggi, leva. No, non ce l'ho con te, Vale, ce l'ho. L'ho visto. Levate sti messaggi, ancora che andate in giro a dire queste cose. E andiamo. E dai, scusa Mario se t'ho interrotto, è andato, che No, assolutamente, io ho pure concluso, ma assolutamente meritava una menzione. levate che poi mettete il nome del gruppo che c'entra in cazzo e poi c'è gente che è sbagliata che legge, mi fate una confusione e create solo ulteriore attrito. State buoni, scrivete cose normali, se siete capaci a scrivere cose normali, santo Dio. Assolutamente. Prendo la parola per rispondere a Luigi. Valerio, hai notato che oggi all'ennesimo Ciucchi Lozano, che era impegnato in un dribbling, ha perso palla? Allora, io l'ho notato in un dribbling che a un certo punto se l'è dimenticata dietro, proprio non l'ha presa ed è rimasto talmente veloce alle volte che scappa e la palla resta dietro. Però sì, e aggiungo, Gattuso oggi i microfoni ci hanno fatto sentire che Gattuso, mentre li sgrida, mentre li richiama, mentre li muove col joystick, però dice anche parecchi bravo quando fanno quello che devono fare, e questo era importante per me, perché avere la voce addosso dall'allenatore che ti dice che fai e non fare finta di pressare e vai, muoviti, può essere deleterio per alcuni giocatori, ma se accomuni a questo il bravo quando fanno bene, per chi ha giocato a pallone si sa, è importantissimo, perché ti fa dare poi il doppio nella prossima giocata, che è Secondo me ha fatto molto solo, aggiungo solo che ha fatto un errore che secondo me è stato abbastanza grave quando gli è stata fornita una palla, se non sbaglio, dallo stesso Zielinski, anziché ritornargliela in diagonale là, ha provato il tiro in porta, era solo davanti alla porta Zielinski e si stava sull'1-0. Lì, giustamente, poi la partita è finita 4-0 apposta, nessun problema, però lì meno egoismo, alcune volte più altruismo farebbe bene.
Sì, lì era defilato, è riuscito solamente Era a chiudere. defilato, sì. Sì. Non poteva segnare da là. Damiano Marinelli, Pellegrini è talmente inutile che in guerra avrebbe fatto il fotografo prima dei partiti. Sei buono a fare cose. Bellissimo. Poesia. Questa la possiamo utilizzare anche per Fabian poi noi. Allora, Red Eagle, Milan, Roma e Napoli lotteranno per il terzo, quarto posto, al di là del risultato di oggi. Fondamentalmente è quello, provare a prendere un piazzamento Champions, quindi al quarto posto. Al momento che sto dentro a pieno, è pur vero che mancano ancora 29 partite, però intanto ci siamo, nonostante la mazzata, e speriamo che basti insomma per reagire e per rialzare la testa, però l'obiettivo perlomeno della Roma è un piazzamento Champions e il quarto posto tornerebbe utile. Fammi vedere un attimo, Neschio, non ti coinvolgo perché l'Inter è già seconda praticamente in questo messaggio. Ma magari. Ringrazio Elia e leggo in un'altra partita, dice di Casillas, ecco, l'ho trovato. È capitato anche il contrario, una partita tra Spagna e Italia, Casillas su 4-0 disse all'arbitro di non dare recupero per rispetto verso l'Italia. Ora anche qui, cioè, chi cazzo sei? Cioè, capisco, però ti alzi anche a quelli a dire no, siamo troppo forti, chiudiamola qua perché non c'è spizio. Cioè, non dovrebbe capitare, secondo me, questa cosa qua. Decide l'arbitro e deve decidere per i minuti che si devono giocare. C'è un regolamento dietro, c'è un regolamento, cioè, che è sta storia, no? Per rispetto, no, secondo me non è rispetto, anzi, avete presente quando capitano le goleade, no? Che tu arrivi addirittura oltre il 6-7-0, tu devi continuare a giocare, perché se ti fermi e arrivi in porta e torni indietro, quello è mancanza di rispetto, secondo me. Non so. Sì, questo sono d'accordo. No, su questo sono totalmente d'accordo. Meglio che l'avversario ti dimostri la sua forza e se la giochi, piuttosto che magari ti fai il pagliaccio e inizi a palleggiare e comportamenti strani. Su questo sono completamente d'accordo. Esattamente. Nicola dell'Imperio, Valerio, che ne pensi che nella formazione si sia trovato equilibrio meglio rispetto alla partita con il Milan? Nicola, molto meglio. Chissà se questo è un ritorno al 4-3-3. Gattuso in conferenza ha detto che li vuole alternare, secondo me li deve alternare a seconda anche del risultato e dell'andamento della partita, e poi vediamo un pochino. È questo che ha girato tanto al Napoli, è questo quello che ha girato tanto al Napoli, perché i giocatori ce ne avevano e sono sempre gli stessi, c'erano anche col Milan, ma stasera c'era proprio l'intenzione, anche se si chiamava Real Madrid e Barcellona di 20 anni fa, il Napoli c'era questo, la quadra dentro la zucca, c'aveva la quadra dentro la zucca a Napoli stasera. Sì, ho capito, però se togli Manolas, Koulibaly, Maximovic come stavano in difesa, penso che il Napoli sarebbe stato in affanno come noi. Non per fare scuse, il Napoli ha meritato al 100%. Guarda, stasera con sta Roma così per Napoli possono giocare pure tranquillamente Tonelli e Luperto. Con sta Roma così in difesa ci vogliono stare pure Tonelli e Luperto, tranquillo, saremmo passati uguali, pure con Tonelli e Luperto. Allora, niente, i messaggi non si caricano, è tutta colpa mia, non lo so. Grande Asso, ti si vuole bene. Capitan Buggy, ciao Caffè, domanda per Asso: come mai Fonseca non si sente mai dalla panchina rispetto ad un Gattuso? Stasera si sentivano voci contrapposte tra Gattuso che urlava e Fonseca pure, come no? Si sente, se senti sono due voci che parlano, uno è Fonseca e l'altro è Gattuso. Quello con l'italiano un po' storpiato è Fonseca. Ancora è quello che si dice ancora Diego con te, Diego così. Quello era Gattuso, capito? Invece quello un po' più compresso, dai, staniamo, quello era Fonseca. Però si sente come Fonseca, tranquillo. Però fin da subito ha imparato il linguaggio l'italiano, questo vuol dire tanto. No. Questo vuol dire veramente tanto. Molto intelligente, poliglotta, bravo, no, si è imparata subito la lingua. Valerio, dopo la sconfitta con il Milan ho avuto paura perché ho pensato che il Napoli Osimhen dipendente, invece dopo stasera sono quasi convinto che sia stata una serata storta la scorsa volta.
non si può essere Osimhen dipendenti, perché Osimhen ha dimostrato ancora pochissimo, ha fatto finora 2 gol, ti dà la svolta tattica perché ti garantisce anche la profondità e tanta lotta con le difese avversarie, però abbiamo fatto tanti anni senza una prima punta alla Osimhen, facendo anche bene, quindi non possiamo essere Osimhen dipendenti, ovviamente. Ciao Asso, sei un signore, un bacione e sempre Forza Napoli. Ciao Valerio, ciao Neschio, ciao Asso, complimenti immagino per la live o per la whatever. No, per la live. Alex sta, buonasera a tutti, specialmente alla Sony. Sinceramente una batosta del genere, ma più che altro un atteggiamento così della Roma, non me l'aspettavo. Purtroppo hai ragione Alex, è quello che recrimino io stasera alla Roma, è quello che recrimino. Ho fatto prima i complimenti a chi c'era da fare i complimenti, quindi al Napoli, e poi ho analizzato quello che onestamente ha messo in campo la Roma, o zero spaccato. Asso, tattica, ma io non capisco una cosa, perché in un momento di così tanta difficoltà in difesa non ritornano con il 4-2-3-1 e condannandosi con la difesa 3? Comunque la Roma per me ha perso a centrocampo. Trequartisti, comunque sia, c'hai una batteria di 2 trequartisti, un interno di centrocampo e un Pellegrini che ti fa tutti i ruoli, quindi interno di centrocampo, mediano e mezzala. Io onestamente parlando, gliela persa Alexis, perché sono stati 4 pezzi di legno, quindi se giochi con 4, se giocano come 4 pezzi di legno è normale che ti hanno massacrato in mezzo, e la difesa ha retto finché ha potuto. Infatti ne presi 2, anzi 1 al primo e 3 al secondo, capito? Perché poi nell'ovvietà, per recuperare ti butti tutti alla rinfusa, alla Vivar Paro, andiamo tutti avanti a cercare, capito, de scagliano, de spizzica un pallone per riaprire la gara, e succede che poi di ripartenza ne prendi 3, capito? Tutta la conseguenza. Sei fiducioso per martedì? Asso, sei un grande. Caro Raffaele, bello, prima di una gara la fiducia c'è sempre la speranza, coltivi sempre un po' di positività. Purtroppo per quanto riguarda la Champions ormai non dipende più soltanto da noi. Una figuraccia imbarazzante, ogni volta che parliamo appunto del percorso Champions mi viene veramente mi sale il nervoso. Noi proviamo a fare la gara nostra, vediamo che succede, anche se il girone è compromesso. È tosta. Valerio, hai detto whatever poco fa, ti è uscito l'americano che in te. Sì, a volte quando io vado in difficoltà interviene l'altra parte del cervello che trova le parole che uso di più in America, e whatever, quando non ti viene niente da dire dici whatever. Perché esaltano la Juve appena vince con Franco Martino? Fra botta, sarebbe la squadra della Champions. Franz là, sì, come cazzo si chiama? Franz Sbarsburg. Eppure là c'è voluto Ronaldo. Asso, io l'ho detto. Franco Martino. Non è male. Io là te l'ho detto, si è squagliato il portiere, altrimenti anche quella non... Sì, è vero, ha fatto una papera lei il portiere, è vero. Sì, su Morato c'è stata proprio una ciofeca. Questo è uno scambio alla pari, Locatelli Barella o Locatelli Pellegrini, quindi questo è per voi. Neschio? Tanto rispetto per Locatelli, che è tanta roba, però ripeto, Barella al momento nell'Inter, come cazzo fai a pensare di andarlo a cambiare? Non lo so, quindi dico di no. Io invece vi rispondo che fino ad oggi, prima di questa sera, mi stava piacendo tanto Pellegrini, e stasera soltanto una cosa mi è piaciuta Pellegrini, il fatto che correva appresso a tutti ed era l'unico, e si girava verso i compagni e gli strillava, ma nessuno lo seguiva, per dire proviamoci, corriamo, facciamo presto. Nessuno l'ha fatto, quindi evidentemente Locatelli è tanta roba, ma più perché per Pellegrini, che poi è un trequartista adattato a centrocampo a fianco a Jordan Veretout, io direi che Pellegrini, cioè che Locatelli lo prenderei al posto di Diavarà, al posto di Cristante, capito? Tutta sta gente inutile che c'è a centrocampo che non serve un cazzo, questo sì. Allora, vediamo un pochino. Ciao ragazzi, buonanotte a tutti, complimenti per la sportività e la competenza, e le due cose vanno insieme perché è cultura calcistica vera. Grazie Carlo. Grazie mille.
bloccato. Ottimo Fabio. Grazie Fabio anche per le parole girate sul gruppo Telegram, per le parole di Gattuso, che ovviamente sono sempre un grande spunto per noi. Stasera perché non ha girato sta Roma? Demon Black, nome che ricordo. Asso, vabbè, tu l'hai detto ampiamente. Cosa non ha... Lo sanno solo loro perché non ha girata a Roma, perché non ha voluto giocare a pallone stasera a Roma, lo sanno solo loro. Buonasera Totò Forba. Dove sta? Me li sto perdendo tutti. No, ha scritto Sera Asso, l'ho salvato. Ah, bello, ok. Se l'Inter vince col Borussia e Real e Shakhtar pareggiano, si ribalta la situazione, poi devi vincere con lo Shakhtar senza aspettare i risultati degli altri. Esattamente, però leggo troppi se, cioè già leggo quanti se leggo qua. Questo è il discorso, leggo troppi se, e quello è il discorso. È un po' difficile, almeno, cioè, si devono incastrare una serie di cose astrali. Maurizio, io penso che questo Napoli sia potenzialmente il più forte degli ultimi anni, forse quello dei 40 gol di Higuaín, 40 gol, 36, a tratti più spettacolare, ma questo più completo, pronto per lo scudetto. Che ne dite? Io metto, dove stanno? Stanno qua, le allargo pure, perché ovviamente... Ragazzi, no, ma non c'è nemmeno da fare scherzi, lo scudetto no, Ecco. non siamo pronti. Neschio. No, il problema è che quest'anno un po' tutti, appena una prestazione positiva, parlo per gli interisti, per i romanisti, non su Asso, che mi è piaciuto nel video quando appunto ha messo in riga a quelli che dicevano scudetto, per i napoletani, mo ci sono i milanisti per esempio, che sono fantastici, che stanno facendo qualcosa di stupendo, complimenti a loro, però, e io sono uno di quei pochi interisti, perché purtroppo in molti ci cascano, sono uno di quelli che ha un po' di esperienza, perché l'Inter spesso in passato è forte. Quante volte noi che ne so, a agosto, fino a novembre, anche gennaio, lì belli in testa e poi impicchiata. Allora, lo scudetto, si deve iniziare a parlare di scudetto già dalla metà campionato in poi, non da metà campionato a ridosso prima. Quindi ancora succederanno tante di quelle cose, purtroppo, per fortuna, che tutto può essere. Quindi non è che il Napoli magari non debba pensarci, come lo stesso Milan ad oggi non debba farlo, però ci sono milanisti che già credono di aver vinto lo scudetto. Quello è un errore. Secondo me ci siamo abituati al Fabian alla sinistra di Ancelotti, dove aveva più spazio, e con il gioco di Ancelotti con un possesso infinito andava meglio, quindi vogliamo troppo da lui. PLF, Fabian con Ancelotti ha giocato alla sinistra, alla destra, prendi portiere, ha giocato portiere e anche libero, centrale di centrocampo. Con Ancelotti è successo di tutto e si alternavano prestazioni ottime a prestazioni così e così. Secondo me il ruolo suo è mezzala a destra, è mezzala. Mario, posso fare una domanda a Mario? Che sì. È una curiosità. Mario, ma tu te la prenderesti se viene messa in vendita questa quarta maglia del Napoli che per ricordare Maradona? Te la compreresti, Mario? Sì, perché no? Potrebbe essere una Ricordo, dato che è stata usata per elogiare il dio del calcio, a me onestamente non dispiace. Sì. Quella di oggi, sì, no. Quella di stasera, quella che abbiamo visto. Sì. Perché giustamente è una dedica al Maradona in quanto argentino. Sì, ma credo che lo faranno. Purtroppo da un lato è bello, dall'altro c'è sempre questo aspetto un po' legato anche al marketing, quindi vedremo un po' la situazione. Però sicuramente ma viene messa in commercio, fanno qualcosa, vale? Credo di sì, perché ci hanno detto che era già prevista prima della situazione di Diego, quindi era già prevista. E un ragazzo te l'ha scritto perché questa maglia era già stata studiata, insomma, creata per il 60° compleanno, che poi c'è stato, ma non è stata sfoggiata questa maglietta per il 60° compleanno. Quindi io credo che, insomma, si pensava, sai, magari ho sentito che la Lazio, la maglietta celebrativa di oggi la manda in beneficenza, cioè la mettono in vendita,
e poi i ricavi vanno in beneficenza. Per quanto riguarda il Napoli, a questo punto credo che vada sullo store in maniera normale, poi potrebbero vendere le partite di oggi, che è la prima volta cioè le magliette di oggi, che è la prima volta che sarà spoggiata, però non lo so. Io se la mettono sullo store penso che faccio l'acquisto, sai, quello la compra subito, non metti nel carrello, compra subito. Perché... No, questo sicuro, quelle di stasera che ha indossato il Napoli verranno messe all'asta e date beneficenza, Valerio, sicuro. 100%. Poi quello che si farà poi nella vendita, ok, successiva alla maglietta con scritto Maratona 10, come quelle di stasera indossate dal Napoli, poi verranno messe nello store e si potranno acquistare. Ma quelle impiegate di questa sera dal Napoli verranno messe all'asta e poi tutto dato in beneficenza. 100%. No, così deve essere. Se non lo fanno un autogol. No, Luigi Della Vecchia ci diceva un po' di minuti fa: faccio una previsione, se vinciamo le ultime 29 partite vinciamo il campionato. E così io vorrei che diventasse la seconda maglia per tutto l'arco del campionato. Tore, ti ricordi quando noi avevamo l'altra maglietta, quella bianca con la striscia azzurra, no? Quella che noi chiamavamo la maglietta della Madonna dell'Arco, e fu la maglietta, se non sbaglio, dei 91 punti, perché c'era il Mertens in gran forma, c'era Zelinski e Hamsik che segnavano una continuazione. E quella maglietta lì, per esempio, abbiamo cominciato a usarla tanto, anche in casa, perché portava bene, il fattore scaramantico lo sai, e chissà che non verrà sfruttata più volte, sicuramente. Allora, ragazzi, ad oggi l'unica cosa che mi tranquillizza è che la Juve è abbastanza scarsa e quindi gli aiutini non dovrebbero essere decisivi. Fabio, non ci mettere il pensiero. Non ci mettere il pensiero. Anzi, potrebbe essere peggio, dico potrebbe, perché se sono più scarsi più li devono aiutare. E se poi li devono aiutare... gli dici, stai senza pensiero. Stai senza pensiero. Salvatore. Allora... Dove sta? Fammi vedere. Ah, vedi? Ma quale beneficenza? Si vede che non conosci De Laurentiis. Mamma, vabbè, lasciamo perdere. Non tocchiamo sto tasto, andiamo oltre. No, per Achille, per Sì, De Laurentiis. Per De Laurentiis, ovviamente. Era la maglia degli 86 punti, secondo anno. Vedi, Lionel, io se no, senza di voi dico tutte fake news e poi Neschio giustamente ci va a pizzicare. Fake news. Se le dico io, poi... Al di là del momento poco lucido di Inter e Juve, secondo me sono più forti del mio Milan e di Napoli e Roma, e siamo Red Eagle. D'accordo, almeno io. Allora, ma Osimhen a piede invertito nei tre dietro la punta? No, per me, Joe, però lo potrebbe fare, però secondo me non ha la tecnica di un Leao che per esempio lo fa. Fisicamente sono simili, ma non ha la tecnica per fare questo, e vedevo Neschio scuotere il capo. No, concordo con te, ecco, non ha quelle caratteristiche, No, non lo sfrutta appieno, sarebbe uno spreco. È punta. Allora, anche la maglietta con la striscia è molto bella, quella rossa mi piace molto, quella rossa, torniamo ancora un po' più indietro. Saluti do Brasil, Fabio, fammi vedere. Mughini deve lasciare in pace Maradona, vergogna. Sì, Mughini è stato uno di quelli più inutili tra tutti quelli che hanno parlato a schiovere, a vanvera. Mughini è stato quello più inutile. Attenzione, dove sono gli occhiali? Dato che siamo a 438 live, grazie ai due ospiti straordinari, io credo che una settantina di like in questo momento, perché voi siete distratti, state là così, che vi guardate la live, ma che bello, ma c'è pure Neschio, ma c'è Asso, ma come sono sportivi, che capiscono bene di pallone, di musica e di donne. Mettete like mettete like perché vi siete dimenticati. Io lo so che vi siete dimenticati, non è che non lo volete mettere. Sì, un pollicione che vi costa assolutamente, un grande ausilio per noi, ed è gratis. Ed è gratis, ed è anche supporto, non lo capisco. Una delle poche cose rimaste gratis nella vita. Veramente. Comunque, tralasciando che è una gran bella maglia, voglio dire che la maglia per me è più brutta, ovvero quella dell'Inter, grazie Vitti,
e quella a quadretti è anche la più venduta al momento in Italia, Neschio. No, non penso, vedevo andare a documentare, ma non penso proprio. Qua siamo proprio fake news a livelli, secondo me, altissimi. Sarei sorpreso dalla cosa. Comunque, alla fine, ragazzi, col marketing... Gesù, mi è uscito un messaggio, non l'avevo nemmeno cliccato. Oggi Fonseca poteva mettere Pastore. Sì, che manca è convocato perché sta ancora rotto. È dall'anticristo. Pastore veramente è una vita che è rotto. Ormai ci hanno lasciato le foto a Trigoria dei Pastori. Ci hanno lasciato le foto. Bellissimo questo. Ci stanno le foto. Allora, ciao Neschio, ci tenevo a salutarti e a ricordarti quel grande esperto di Canio che ha grande stima per Lukaku. Ah sì, lo fa grande, lo fa sempre nero a Lukaku Di Canio, sì, è vero. È accanito? Credo che non lo... Sì, forse perché lui Di Canio, seguendo molto la Premier, lì diciamo che Lukaku forse non si era molto espresso bene nel Manchester e quindi magari ce l'ha un po', però nell'Inter possiamo mettere in discussione tante cose e bisogna metterle in discussione tante cose perché quando tu ti trovi a fare determinati risultati devi metterti in discussione, ma Lukaku onestamente proprio no. Qualcuno mi diceva non è una fake news perché tutti hanno una tovaglia in tavola. Ah, ecco, allora sì. Allora, vediamo un pochino, se il Napoli mette questa maglia, io ormai li posso solamente leggere e nemmeno cliccare. Se il Napoli mette questa maglia sullo store, fa gli sfracelli e ci possiamo comprare Ronaldo e Messi e Neymar. In effetti sono sicuro che se va sullo store ci sarà un boom per la commemorazione, perché tutti vorranno la maglietta di quell'anno, un anno particolare a prescindere. E quindi dove tu non ti puoi nemmeno divertire, no? Non puoi uscire per la situazione Covid. Mi tolgo uno sfizio quest'anno per dire a Natale, i regali di Natale, tutti lo faranno. Poi chi non ama Maradona, chi non appunto va al di là proprio del contesto Napoli, qualsiasi tifoso che ama il calcio andrebbe ad acquistare, quindi sì, sono d'accordo, andrebbe proprio a ruba. Marco, ciao ragazzi, caffè, se dovessi decidere Coppa Europea o campionato, guarda, è interessante l'idea che nell'anno in cui perdi Maradona vi vinci la Coppa UEFA, sarebbe una favola così, ma ti rispondo tutta la vita campionato, che comunque sarebbe una favola senza precedenti. Vediamo un pochino. Carmine Sant'Agata, se non ti preoccupare, la prossima andrà meglio, te voglio bene, ti seguo sempre. Lo sai che poi alcune volte questi episodi veramente possono segnare in una stagione anomala come questa, dove appunto c'è qualcosa che ti segna, può provocare un certo effetto. Quello che dispiace è che c'è questa assenza dei tifosi, ecco, perché secondo me la carica dei tifosi napoletani potrebbe dare una spinta in più. Però alcune volte, vedi, ci sono degli episodi che segnano anche una stagione. Ragazzi, dovete assolutamente trovare il video di Gattuso che dice a Lozano: Ciuchi, devi incidere, porco, ti ammazzo. Poesia. Io ho notato semplicemente live, ho notato quando ha detto non devi fare finta di pressare, devi pressare. È qualche cosa di incredibile. Gattuso oggi nell'intervista, fammi acchiappare Mister X. Allora, Gattuso oggi in intervista non nomina il Milan quando gli chiedono le pretendenti per lo scudetto, lui che vinse un mondiale dove sicuramente l'Italia non era fra le più forti, ma Rosicone? No, io l'ho ascoltato l'intervista di Gattuso, lui reputa, almeno sulla carta, forse la più attrezzata di tutte, addirittura l'Inter, sempre ha detto di Gattuso, e poi ovviamente la Juventus perché è la squadra che vince da anni, quindi la più esperta. Però in realtà questo è il giudizio che ad inizio campionato davano tutti gli esperti, non io che non conto una mazza e che comunque Gattuso che credo qualcosa di più di noi sappia, quindi questo dice la carta. Poi sappiamo che alcune volte, spesso anzi, quello che succede sulla carta mai si tramuta nero su bianco, quindi vedremo, il campionato è apertissimo. Io comunque tutto credo tranne che sia Rosicone. Gattuso dice quello che gli passa per la testa senza filtro. Sì.
Proprio, anzi, a volte dovrebbe anche mantenersi. È troppo umano in un contesto che ha perso appunto di umanità, è troppo umano. Bello. Valerio, che ne pensi? L'amichevole di Maradona ogni anno con il Boca Junior? Penso che si deve assolutamente fare, penso che è una cosa meravigliosa, magari una di qua e una di là, cioè magari un anno a Napoli, un anno in Argentina, sarebbe uno spettacolo, assolutamente. Allora ragazzi, voi like li state mettendo? Sì, li state mettendo, sì, benissimo. Con il ritorno di Osimhen, grazie Niki Tambi, ti prendo e ti metto qua sotto. Con il ritorno di Osimhen, chi si toglierà dai giochi della squadra di stasera? Ma sai che ti dico, Mertens? Cioè, se vuoi rimanere col 4-3-3, Mertens può riposare, ritorna Osimhen e si alternano, oppure si rivede il 4-2-3-1 con Mertens dietro la punta. Asso, secondo te? Provo Mertens. Secondo me togli Mertens. Perché non lo so, diciamo che Dusso Napoli stasera si è fatto gol Mertens, ma rispetto a tutti gli altri, secondo me è quello che ha brillato un po' di meno rispetto a tutti gli altri del Napoli. Sì, è tutta l'annata in cui non è proprio il Mertens favoloso che io ho sempre amato, perché Mertens ha delle giocate che solo lui ha in canna e quest'anno ancora non le sta scartando. Poi meglio averle tante variabili, ecco, perché poi una partita inserisci uno, un altro, poi puoi cambiare in corso, quindi questi problemi di abbondanza ad avercene sempre. Guardate chi c'è. Il colpo gobbo. Gattuso è un campione, da avversario è impossibile volergli male. Se mettono il neologismo gattusismo verrà usato come sinonimo di calcio leale al 100%. Questo è Gattuso. Bel messaggio. Bel messaggio e bella definizione, perché poi magari a livello di calcio non ha particolarità nuove che non abbiamo visto, però sulla lealtà e sull'essere vero sicuramente ci siamo. Grazie Antonello. Per Asso, Merode talmente, io ci faccio anche spero di non offendere, però ci provo. Oltretutto io quando sto con i romani mi viene di prendere il vostro... È vero. Merode talmente il culo, Napoli che gioca da paura, Roma surclassata senza cercalibi, che avevamo fatto schifo al cazzo. Me vengono solo bestemmie, sempre forza grande Roma. Com'è andato? Bravo Valerio, bravo. Io sono un fan di proietti, io Verdone, gli attori che Roma ci ha donato, io li guardo e li riguardo e continuo a guardarli, quindi mi viene anche, mi fa piacere provarci, assolutamente. Allora, comunque per colpa della Juve abbiamo perso 9 anni di campionati in cui potevamo lottare Roma e Inter, Roma e Inter, Napoli e Lazio, il Milan, peccato. Colpa della Juve, ma anche un po' colpa nostra, Giovanni, che non ci abbiamo che non siamo stati dietro. Luigi della Vecchia oggi fa quadripletta e ci dice bannate Able Rock. Ok, io non ho ignorato. Ovviamente rimando ai moderatori. Io mi rendo conto che Marat sta avendo difficoltà perché in questo momento è solo, gli altri due moderatori oggi non ci sono e quindi c'è un po' di ritardo, ma lui ce lo fa, praticamente Luigi sta facendo da moderatore anche lui e quindi ci aiuta anche a vedere chi sta rompendo il cazzo e lo facciamo accomodare alla porta. Non c'è nessun problema. Allora, Rebel Sound, vediamo un pochino. Valerio, buonasera, ciao Neschio, Asso sei sempre nel mio cuore, comunque volevo condividere con voi l'emozione che mi dava quel sentire chiamare Diego in campo di Gattuso verso Dem. Sai che non hai torto, nel senso in una serata come questa avere un giocatore che si chiama Diego, non per caso perché chiamato dai genitori in quel modo per Diego Maradona, doppia emozione, assolutamente sì. Ma quante storie la partita stasera ci ha narrato, quante trame calcistiche, veramente. Quella di Diego Demme che è qualcosa
di incredibile che viene a Napoli per Gattuso, che è sempre stato un idolo. Segnano sia Insigne con un gol da superstar napoletano vero, e segna l'altro napoletano, Ciro Mertens. Quante storie stasera, incredibile, E Sì. ti aggiungo Politano col sinistro in slalom. ancora, Sì, ancora una cosa per che Messi. ricordo. Veramente, Sì. veramente alle volte puoi dire la prestazione, però qualche cosa dall'alto è caduta, è un po' di polverina. Sì. Ma perché la stessa punizione di Insigne su quella porta dove lo stesso Maradona segnò quella punizione stratosferica, no? La punizione a 2 sulla Sotto stessa la Quello Sì. con la Juventus, sì. Tante storie, sì. che fece gol Tacconi. Esatto, Tacconi che poi Tacconi l'ha detto, a me è piaciuta. Ha detto alla fine sono contento perché sono entrato in un'opera d'arte. Sotto questo punto di vista la parola di Tacconi mi è piaciuta dopo aver detto tante stronzate anche lui. Asso, oggi Gabomen si è arrabbiato con la prestazione della Roma, ha ragione, però da ieri abbiamo recuperato Mancini, Dzeko, Pellegrini e i Bagnez. No, tu da ieri hai recuperato Mancini, Bagnez e basta, perché Dzeko e Pellegrini già erano recuperati da qualche giorno in più rispetto ai Bagnez e Mancini. Quindi niente alibi, Asso, niente alibi. Si poteva dare di più, punto e basta. Anche con le defezioni che ci sono e nessuno lo dice, cioè nessuno lo può negare, ma si poteva dare di più e sono d'accordo con lui. Dimmi. Stavo dicendo a Marat di farsi valere. Vai Marat, vai. Domanda ad Asso, ma Mirante aveva mangiato la pasta al forno a pranzo come me? No, secondo me ha sbattuto la testa sul palo a riscaldamento, capito? Preso una graniera sul palo, è sceso, è rimasto lì, a cervelletto gli è rimasto impresso sul palo al povero Mirante. Allora, domanda per tutti e tre, una previsione finale tra Napoli, Juve e Inter, al di là delle altre squadre in ordine di classifica di Serie A, secondo voi? Esempio, Inter 1, Napoli 2, Juve 3? Faccio partire i miei ospiti. Guarda, allora, io ho fatto una prediction quindi prima dell'inizio del campionato, chiaramente, e avevo dato Inter prima, seconda la Juve e Napoli terzo. Poi ovviamente devi rivedere alcune cose, dopo 9 giornate già si possono rivedere alcune cose, ovviamente tenendo anche in considerazione che stiamo continuando, cioè questo campionato sta continuando sulla falsariga del restante di quello precedente, quindi se devo fare una rettifica riconfermo l'Inter al primo posto e battaglia col Napoli, e la Juve non so neanche dove collocarla in questo momento, anche se la squadra da battere, 9 anni di egemonia. Dai, rimettiamo la terza, la Juve, dai. Terza. Mario. Sì, no, ritorniamo al discorso di prima, è veramente quasi impossibile fare previsioni. Sì, non puoi prevedere quello che accadrà, perché ad oggi sembrerebbe che il Milan non possa mai cadere dal primo posto. Eppure io, sì, come Asso, credo alla fine che l'Inter in qualche modo, soprattutto uscendo magari dalla Champions, poi riverserà tutte le energie sul campionato. Quindi io credo che l'Inter alla fine quest'anno se lo andrà a lottare lo scudetto. E con chi? Credo sempre con la Juve, onestamente, come ha detto lo stesso Gattuso. Inter e Juve sulla carta avrebbero, e dico avrebbero, qualcosa in più. Poi lo devi dimostrare, quindi ad oggi ti dico Inter, Juve, Napoli o Milan, però sono tutte chiacchiere, ecco, sono sempre solo chiacchiere. Assolutamente, io posso semplicemente ricordare la previsione che feci a inizio campionato, poi la possiamo cambiare ogni settimana e veramente lascia il tempo che trova, perché io dissi Juventus, Inter, Milan e Napoli che si giocavano il terzo quarto posto. Sì, C'era una domanda c'era una domanda per Antonello a cui io posso anche girare il link se lo riesco a fare, se c'hai tempo o voglia di entrare, grande piacere. Coppo, anche per te il Napoli e la Roma si sono messi d'accordo per non rovinare il momento triste, e quindi aspettiamo che Antonello ci risponda, perché noi già abbiamo detto la nostra, che è una cazzata. Mo se riesco a fare tutto al volo, magari no, una domanda. anche in questo massima ammirazione per Stefano, per Asso, che
dice le cose come stanno, ma non potrebbe mai essere che la Roma va là a far vincere il Napoli. Cioè, sento cose assurde. Scusa, poi la domanda è tu da apparecchi la sconfitta, ma da apparecchi la sconfitta a figura di merda? Proprio cose ai limiti della realtà. Cioè, magari sì, ma apparecchi la sconfitta 1-0, massimo 2-0 e finisce lì. Che no? te la giochi magari, capito? Invece no. Basterebbe solo questo per dirla, sì. Ma apparecchi la sconfitta e fa pure la figura di merda. Cioè, oltre a beffa pure il danno. Ok, Antonello ci ha risposto. Diciamo che è chiaro anche Antonello, abbastanza chiaro. Lo lascio leggere. E se vedete altri youtuber che dicono il contrario, ragazzi, cliccate disiscriviti. Perché come ammizzica, Valerio, ma sì, perché guardano più quelli perché capisco, perché poi ci sono davvero quelli, perché è bello che poi ci sono davvero anche quelli, ci sono quelli che dicono ste robe. È così. Allora, Marat, Sasa Maci. Marat, ti dico subito che devi assolutamente bloccare per sempre un utente che comincia con la parola asso e non continuo. Vediamo Sasa che dice ok, quindi ha usato, questo è bellissimo perché era stream, invece di farti vedere il personaggetto te lo descrive la pera, il carattere della pera che si gira intorno muovendo la mano e dice hey you while lowering his glasses, so his glasses. Così. Grazie mille Sasa per il supporto e la donazione. Allora, vediamo un pochino. Grazie Marat, stai facendo un lavorone, ti pago con le donazioni di stasera perché te le meriti. E ho due nuovi moderatori che stanno per arrivare, quindi vi darò nuova forza. Vi informo, ci dice Pasquino, che il Boca oggi ha vinto segnando su punizione e che oggi hanno vinto tutte le squadre dove ha giocato Maradona. Lamento, cioè perché la testa e il cuore. bellissimo gesto che ha fatto Messi, sì. Ha segnato, se leva la casacca del Barcellona e sotto che c'era, vai, continua. Ce l'hanno detto anche qualcuno nei commenti, c'aveva la maglietta di Maradona di quando giocava in Argentina, veramente Argentino Junior mi pare. Yes, e poi ha guardato verso il cielo, ha fatto così, ha detto proprio Diego, vamos, vamos. Si è proprio visto, si è proprio sentito il labiale. Diego, vamos. Va bene, sono un po' di... Che Messi non faccia una cosa simile, attenzione. Cioè, mancava solo che Messi non spendeva neanche magari un gesto, Messi, che gli ha messo la mano in fronte Maradona e fai quel che ti ho insegnato e producilo e diffondilo nel pallone. A Messi che ci avrà parlato 6 milioni di volte, 6 milioni. Domanda Asso, ci sarà un altro Totti? No Beatrice, no. Secco? Sì, no, secco proprio. Ma non ci sarà proprio un altro. Le bandiere, ho detto, ne stavo parlando anche l'altro giorno con Valerio, lo ridico anche qui. Probabilmente l'ultima bandiera rimasta nel calcio moderno, probabilmente sarà solo Insigne, poi il nulla, Cosmide, non sventoleranno più bandiere. Neschio, tu hai avuto l'ultimo, chi è? Zanetti, no? Sì, vera e propria bandiera lui, appunto, Javier. Purtroppo mi mancano, ecco, perché le bandiere ci davano un senso di umanità al calcio e questo mancherà e si sentirà a questo peso, secondo me, perché come diceva Asso, appunto, non ci saranno più bandiere. Il calcio di oggi non lo permette. Bravo. Allora, una domanda per voi tre in stile Marzullo. Si io fuera Maradona, continuate voi. Si io fuera, credo... La canzoncina. La canzone. Ma in stile Marzullo, non è che uno... Perché è notte, continuate voi. È notte alta e si fuera Maradona. Se tu mi sempre mi chiodo fisso. Ma come cazzo? La canzone Maradona. La canzone della trasmissione Marzullo. È pure un'offesa anche perché quella
Bellissimo il gesto di Bruno Conti venuto al santuario di Maradona ai quartieri spagnoli. Sì, Michael, assolutamente. La prima cosa che ho fatto quando me l'hanno girata, gliel'ho mandata a Stefano via WhatsApp. Bello, bello, bello tutto. Bello che sia andato sui quartieri invece che allo stadio, perché è più intimo, però fino a un certo punto c'era migliaia di persone. Però era veramente commosso. Si vede lontano un miglio la commozione reale. Se tu, come l'hai notato tu, penso l'avrete notato un po' tutti, che nonostante c'erano tanti tifosi del Napoli, che i telefonini con le cose che gli parlavano, lui non ha mai risposto a nessuno, sempre sguardo incentrato sulla foto di Maradona e piegato in ginocchio sulla foto di Maradona a guardarlo e a pregare. Questo ha fatto. Bravissimo, e aggiungo, il non salutare la folla dimostra 2 volte il gesto sincero, perché non era per lui, non si è preso neanche un secondo di notorietà a dire sono io, perché loro comunque gridavano i napoletani Bruno Conti, cioè lui non si è preso quell'applauso, lui è andato a fare il gesto, punto e basta. Bravo. Veramente, chi non lo capisce pecca lui di sensibilità, se non si capisce. Non si è preso proprio la notorietà, non gli interessava niente, è andato lì perché doveva fare una cosa e l'ha fatta. Che c'erano 50, 2000, 3000, non c'era nessuno, avrebbe fatto sempre allo stesso modo Bruno. Ragazzi, qua Ernesto ci fa fare un tuffo nel passato. Per me, a prescindere dalle bandiere, non ci saranno più giocatori come Totti, Baggio, Maradona, Ronaldo il fenomeno, Messi, Del Piero, Nesta, Maldini. Questo è il problema. Mario, tra questi nomi... ma già tra questi nomi mi metti Messi, che io adoro, io amo, però con la tania che ha fatto già mi è un po' scaduto. Per esempio Messi non lo vado a collocare e mettere tra un Totti e Del Piero, Nesta, Maldini, ma più che altro Totti, Del Piero e Maldini, gente che ha dedicato la vita, veramente la vita calcistica, ad una sola squadra. Poi è chiaro, bandiere è un concetto anche più ampio, però io quelli che veramente adoro e che prendo a monito sono Totti, sono Maldini, sono Del Piero, quelli che veramente hanno sposato solo una maglia e vivono per quella maglia. Poi ovvio bandiere anche gli altri, però veramente Totti, prendiamo Totti, veramente uno che ha rifiutato i Galacticos, Real Madrid, ha rifiutato altri trofei, una carriera diversa, soldi, per appunto perché ami una città, perché sei il re di quella città. Robe assurde. Io sottolineerei da far leggere a Mario un commento che si chiama, se non vorrei storpiargli il nome, scusami se lo faccio, se Valerio se lo trovi, si chiama Ivaniev, possibile? Sì. Non vorrei storpiargli il nome. Evelyn, ok, scusa, vabbè, scusa se ti ho storpiato perché ho letto di sfuggita. Il commento evidenzio per farlo leggere a Mario, cioè nel senso, leggilo a Mario. Icardi vergogna, non ricorda Diego nemmeno con un post e durante la foto d'omaggio. Ma ho visto anche che mi sembra che il PSG insorgerà una polemica. Ho visto che il PSG hanno fatto una foto di gruppo con la bandiera dell'Argentina e lui pare che sia l'unico a sorridere nella foto. Qua domani proprio provocazione proprio. Sì, questa è la polemica che sta insorgendo. Poi non mi sono documentato perché la verità di quella persona mi interessa adesso veramente poco. Io l'ho fatto per te perché è stato un tuo ex. Sì, assolutamente. Però veramente su sta foto che è poi commemorativa con tutta la squadra con la bandiera dell'Argentina, tu che cazzo te ridi in foto? Esattamente. Cazzo te ridi? No. Cioè, umanamente un bambino, no? Che umanamente un bambino, è sempre stato un bambino. È un deficiente, Mario, io ci metto proprio un deficiente, è veramente una persona immatura e deficiente, purtroppo. Incredibile. Io ringrazio Tore Falanga, ringrazio anche Sasà, che probabilmente ero piccolino quando ha donato, grazie mille, e ringrazio Tore. Fammi vedere se c'è un messaggio. Sì,
credo che anche Mertens abbia fatto lo stesso di Conti. Esatto. A proposito di bandiere, Del Piero è stato l'unico trattato male dalla sua squadra. Ha beccato una società che non era romantica quanto lui. La Juventus è una squadra, una società che non guarda in faccia a nessuno, e lì secondo me sbagliò proprio ampiamente. Del Piero arrivò lì e disse che io firmo anche in bianco il contratto, invece la Juventus se ne frega altamente, e questo onestamente a me non piacque per nulla. Concordo con Mario. C'è anche il buon Emi Scouting. Asso è d'accordo. Mamma mia, instancabili. Sì, a proposito, ragazzi, ovviamente dico sia a Stefano che a Mario, in qualsiasi momento volete andare a dormire, ne hanno Sì, detto fra che poco. sono arrivati ai 500. Io faccio l'ultima mezz'oretta, vale, alle 2:30 vado, l'ultima mezz'oretta me la faccio e poi vado io. Ti ringrazio tantissimo. Io purtroppo abbandono adesso, perdonate, perché veramente sono stanco. L'avevo detto, non facevo proprio nulla. Poi ho visto qua, ho detto voglio andare a fare una chiacchierata con lui, perché con voi è veramente un piacere. Saluto tutti gli amici bellini pure, che sono veramente calorosi e sono fantastici, e li abbraccio calorosamente. Ringrazio te, Valerio, e ci sentiamo con Stefanuccio Bello. Dai, grazie veramente per la chiacchierata, è un piacere. Grazie a te. Grazie Salve. a te assolutamente di essere passato, ragazzi. Neschio. Ciao, buonasera a tutti. Allora, recuperiamo. Sì, qualcuno mi dice, guardate anche Telegram, vediamo se riesco a beccare. Ah, ecco qua, mi fanno vedere la fotografia. Siete proprio straordinari. Ma che gruppo? Ma che gruppo che ho? Cioè, sul pezzo, veloci, su varie cose. Eccola qua. Eccola qua. Se può ingrandì? Ti ingrandisco subito. Che cazzo si ride? Sta ride sta, ore. Sta a ridere, è l'unico. Guarda, ma manco, ma ci ha messo le mani sulla bandiera, sto vigliacco. Non lo vedo. Guarda, qualcuno con il pizzo a riso, si dice pure pizzo a riso, ci sta. Non riesco a far vedere ovviamente con il mouse, però ovviamente, visti i precedenti, l'Argentina è tutto a posto, ovviamente questo farà discutere. Sì, ma guarda tutte le restanti. A parte mi sa che c'è. Guarda, puoi rimettere al volo che ho notato una cosa. Guarda che c'è. Se ti sposti, allora, se vai sulla sinistra c'è quello di colore a fianco col cappelletto. Guarda un po'. Sì. Sono due che ridono, eh. Due, ne ho preso uno, Icardi, questo, ce ne sta un altro in fondo a sinistra, sempre, tutti a destra non ride nessuno, c'è sta solo questo bianco dietro a Neymar. Sì. E qui ce ne sono, totali sono 4-5 che ridono, ma non hanno capito che non era una foto da squadra, cioè di squadra? Ma è una roba che non veramente inspiegabile. La mancanza di tatto, ma poi è questione devi essere Patrick Crutrone bloccato. Sì, no, secondo me non è una questione, è fatto apposta, cioè altrimenti non mi spiego assolutamente. E se non vado errato, Valeria, l'unico che non ride, perché c'ha rispetto veramente, è Angel Di Maria. Angel Di Maria, l'unico che non ride. Patrick ci dice Milan uguale Juve, rigori inventati, e chi dice il contrario posi il fiasco. Che ladrata. Patrick, lo sai che non l'ho vista perché oggi ero impegnatissimo e non ho potuto guardarla. Asso, tu l'hai vista? La partita del Milan? Sì. Ma diciamo che il rigore che hanno dato su Salemaker, non voglio dire che è generoso, il contatto c'è, ragazzi, il piede lo prende. Diciamo che io tutta sta... Forse il secondo rigore, che poi ha sbagliato che sì, non l'avrei dato perché non c'era, non esiste un rigore del genere, ma il primo su Salemaker che ha portato in vantaggio il Milan, sì, quello c'è. Allora, il primo c'è, il secondo no. Recupero e ringrazio Gabriel Grimaldi, Icardi da Juventus, entrambi schifosi. Non commento, ma mi sembra che si sia commentato da solo con il suo sorriso. Veramente roba
Così, Patrick Cutrone, vabbè, ma ridono per la foto. Patrick, ma la foto deve avere anche un significato, cioè, che cazzo ridi? No. Perché quella foto era una foto di squadra con la bandiera dell'Argentina per commemorare la scomparsa di Diego Armando. E quando ci sono eventi comunque sia all'interno dello sport che viene a mancare una leggenda come Armando, comunque sia, tu non è che ti metti in posa perché devi venire bene e devi fare lo splendido per far vedere che vai dal dentista 3 volte a settimana e c'è tutti i denti bianchi. A te, se ti importa un qualcosa, se per te comunque sia è stato anche oggetto di come si può dire, Valerio, di ispirazione, no? Sì, okay? certo. Figura di ispirazione, no? Tu c'è tutto tranne che da ride, in foto c'è tutto tranne che da ride. Soprattutto gli argentini. Ma che è il minimo. Ma e poi, ovviamente, fiero di essere una partenopea, ci dice: per Maradona Icardi era un traditore perché quando si mise con Wanda, a quei tempi Wanda era la moglie di Maxi Lopez e giocavano entrambi nella Sampdoria. Ovviamente, ragazzi, Maradona è anche questo. Maradona non si sarebbe mai sognato di fare il politically correct. Ha visto una cosa che per lui non esisteva proprio, perché oltre al rispetto tra uomo e uomo, rispetto per la donna di un altro, eccetera, eccetera, ci sono anche le dinamiche di spogliatoio. Maradona l'ha detto, perché Maradona lo dice sempre: se poi a Icardi non gli sta bene, lui reagisce così e ne subirà le conseguenze del giudizio degli altri. Non c'è niente da fare. Igor Miti, questo me lo ricordo dal tuo canale. Complimenti da romanista al Napoli, ma sono schifato da quanta merda i vari tifosi tirano sulla Roma e non ne capisco il motivo. Mo' dire che la Roma è finita ed è la più scarsa per aver perso a Napoli, puntini. Come il classico discorso che ti ho sempre detto, no? Vale, dalle stelle alle stalle è un battito di ciglia. Certo. Un attimo ci vuole, un attimo. Allora, non era una foto di una festa o di una cerimonia, ma una foto per ricordare un defunto. Esattamente, risata fuori luogo. Alessandro Forte, siamo d'accordo. Notte losco, rispetto... Che stai dicendo qua? Rispetto per la donna e poi la picchiava, Maradona. Che stai dicendo? No, ricominciamo questo, mamma, ricominciamo con tutto il rispetto, Andreschi. Però abbi pazienza, no? Cioè, le donne, oggi ne è uscita un'altra, non so se hai sentito Stefano, che sarebbe fuoriuscito un sesto figlio, riesumate la salma perché vogliamo fare il test del DNA perché l'ultimo figlio deve avere pure lui Cioè, capisci le donne poi come sfruttavano il personaggio debole Maradona che si faceva sfruttare perché non ci stava con la testa e si faceva... No, basta. Ciao Asso e Valerio, io vado, cosa ne pensate della Lazio contro l'Udinese? Ha fatto il tonfo, il classico tonfo, e l'Udinese è un'altra squadra che non è scesa in campo, non ha giocato e ha preso le mazzate giustamente. Semplice. Facile. Tore Falanga, vorrei ricordare che la Roma ha perso con Napoli, non con la San Benedettese, e ci siamo. Rachele o Rachele credo, la Roma per me è più costante dell'Inter, non è sbagliato vederla così. A Roma la prima partita sul campo ha persa oggi, la prima. Assolutamente. Asso romanista vero, Asso domani ci sveglieremo ancora più addolorati. La cosa che mi fa male è non aver giocato, ma soprattutto la cosa più brutta è il risultato. Ma perde 1-0, 2-0, tanto perdi sempre i 3 punti. Tu devi guardare quello che cosa ha fatto, tu devi valutare quello che ha fatto la Roma in campo. 0 totale. È lì che ti devi incazzare. Tanto ne vi 1, 2, 3, 4, cambia poco. L'importante è che non eccedi e non vai oltre perché già è una figura abbastanza barbina. Poi se cedi oltre il quarto gol, capito? Allora lì diventa una figura di merda assai, no? Assai grande. Quindi tu non devi guardare come è finito il risultato, tu devi guardare quello che dobbiamo commentare quello che ha fatto la Roma in campo, cioè il niente, quindi essere incazzati. Il buon Patrick Cutrone, che ringrazio, dice: comunque Asso fra i due litiganti al Fanta la sfiga regna. E te dico Vale che nonostante tutto anche lui gioca, io devo giocare in 9, ma alla fine giochiamo in 10 tutte e due e andiamo per lo 0-0. Dai, non ci credo.
Un punto l'ho rubacchiato. Nel dramma delle assenze un punto ci può star bene. Ragazzi, voi personalmente rivorreste il gemellaggio Napoli-Roma? Questa è una domanda cioè tosta, questa è una domanda tosta, perché preferisco, allora non è che sono vigliacchi che non vogliono rispondere, vabbè, te rispondo, ti dico che effettivamente parlando ci ho sempre messo la faccia e tutto quanto, e ti dico che sarebbe una cosa bellissima ma improponibile ad oggi, e per il sottoscritto ti dice di no, ma non perché non ho nulla a che spartire, però purtroppo ne sono successe tante, troppe, brutte, che non condivido, ovviamente non condivido, quindi mi metto nella parte del no, perché è meglio così, perché ne sono successe tante, troppe, brutte, ma che non le condivido, assolutamente, perché sono contro la violenza, contro ogni tipo di forma di violenza. Però per il bene comune ti dico meglio così, vedi, c'è ovviamente stato anche una bella distensione, no? Da parte comunque dei tifosi di Roma, che hanno fatto un bel cordoglio, si sono presentati lì sotto il murales di Maradona, è stata lasciata la sciarpa, la maglia di 8, questo già è un dire tanto, però pretendere di più di un qualcosa che si è tranquillizzato non si può al momento. Mentre ringrazio e do la buonanotte a Gabriel Grimaldi, grazie a tutti, un bacione a tutti gli amici bellini, un bacione, buonanotte Gabriel. Aggiungo, ci sono delle dinamiche che vanno oltre la tifoseria noi, no? Certo. Noi che guardiamo le partite, che facciamo approfondimento, ci sono gli ultra, ci sono cose che hanno riguardato la violenza, e insomma, veramente è una cosa delicata. Io ecco perché io parlo sempre per pensiero personale e non chiamo mai il tifo organizzato in mezzo, perché non sono nessuno, ma parlo per opinione personale e quindi non voglio entrare in meriti del tifo organizzato. Ecco. Non sono le dinamiche che vanno vissute per capirle, ovviamente, quindi anche io ho difficoltà a metterci bocca. Aggiungo che il gemellaggio deve essere una cosa spontanea. Se avviene perché le due tifoserie si incontrano, sono d'accordo su tutti i punti e si fa. Però non lo so, la vedo complicata. Se si rompe è difficile tornare indietro. Non ricordo di altri esempi di gemellaggi rotti che poi si sono riuniti. Quindi non ho una risposta. Io ti ho detto, non voglio entrare in meriti, Vale, del tifo organizzato, assolutamente no. Però come ricordo, questa è una cosa mia, come ricordiamo il bando, anzi perché lo ricordano anche il tifo organizzato quando si parla di Antonio De Falchi, di Ciro Esposito, di Gabriele Sandri, e si dice sempre con noi, sempre presenti con noi, e si omaggiano tutti i caduti, giovani caduti purtroppo, che hanno rimesso la vita per lo sport, capito? Per eventi accaduti nello sport. Alessandro Boccanfuso, oppure Hamsik era una bandiera e ha rifiutato un sacco di top squadre e poteva rimanere fino a 40 anni e poi se n'è andato in Cina. Sì, Alessandro, un peccato, nel senso che è vero che ha rifiutato, almeno così ci ha detto e così vogliamo credere, che abbia rifiutato squadre toste che lo volevano, però comunque è andato a monetizzare. Capisco che se lo meritava pure, magari per avere la botta economica pesante all'ultimo a tutto, però insomma, ecco perché non riesco a considerarlo bandiera come Insigne, se Insigne resterà fino alla fine. Allora, Michele, ecco perché questo io per risponderti. Anna Toni Iauri, abbonato, un abbraccio, vedete com'è diverso il coso dell'abbonata, meraviglioso, grazie mille. Ma che programma è questo che usi? Allora Stefano, è un praticamente Stream Elements .com, quindi praticamente queste cose non lo faccio da programma da computer perché sennò sarebbero troppo pesanti, lo faccio in remoto, lo fa internet, quindi tu sul sito Stream Elements li setti, fai tutti i settaggi e poi lo devi linkare
al tuo canale YouTube e quindi in automatico poi lo fa. Ma come si dice, c'è un costo mensile come StreamYard? No. È totalmente Stream Elements è tutto gratuito. Restream, che sto usando questo qua, anche io sto usando la versione gratuita, ecco perché ci sta scritto Restream. Però Stream Elements è una cosa a parte, poi ti manderò un link. Questi sono fatti nostri, ma ce li dobbiamo spiegare. Io tra l'altro lo dico perché l'ho detto già in un'altra live, il bot che risponde l'ho copiato da te, l'ho visto da te fare per la prima volta, ho detto questa è una grande idea e la devo assolutamente fare pure io. E dico alle 297 persone che sono in questo momento collegate di scrivere punto esclamativo Forza Napoli, mi pare che era Forza Napoli, sì, punto esclamativo Forza Napoli, tutto attaccato, e vediamo il bot come reagisce e come risponde. Nel frattempo dico, Michele Miranda, ragazzi, ma secondo voi perché tutte le squadre del Nord vengono aiutate? E qua aggiungo alla domanda di prima, ecco perché mentre rispetto gli ultra, rispetto il fatto che il gemellaggio sia finito, mi piacerebbe da sotto un certo punto di vista riaverlo per ricreare quella cosa. Siamo forti insieme, ci difendiamo insieme quando qualcosa dal nord. Io ti dico una cosa, un pensiero mio, io ti dico sempre che se riformasse realmente il gemellaggio Napoli-Roma ce ne sarebbe proprio per nessuno. Per nessuno proprio, ragazzi. Vedi il bot come risponde? Sempre, vedi? Grande. I comandi automatici. Ragazzi, Michele, per rispondere a Michele, è una questione di potere politico. Le televisioni stanno là, i giornali stanno tutti là, ed è complicato smuovere questa cosa. Bisogna dire, il Napoli vince con Maradona, ma Maradona arriva anche perché politicamente avevamo degli uomini anche nel governo lì che aiutarono a fare avere i soldi, le banche, insomma. Non si può non considerare la politica in un calcio dove il Nord vince dall'inizio dall'inizio dei tempi. Poi ogni tanto ha vinto il Verona, ha vinto il Napoli, ha vinto la Sampdoria, ha vinto la Roma, ha vinto la Lazio, ma quelle che hanno vinto poi sempre sono sempre quelle tre. E noi per 10 anni abbiamo avuto solo una perché le milanesi erano in vacanza. Ma purtroppo così è. Così è. Un bot per Maradona lo devo preparare, assolutamente. Farò una hashtag. Ma mi pare che c'era punto esclamativo Diego. Qualcuno lo può provare. Sebbi, hai letto? Baby Fox. Hai letto, Sebbi? Questo è bello. Perché ti fa capire pure la qualità del personaggio, ti fa capire. No, ma che ma la tristezza, capito che è notte, ma vattene a dormire. Cioè, no, capito? Imperterrito. Ma che cerca un po' di popolarità, ma lascio lì buttato là e basta, per carità di Dio. Bah. Allora, Luca Juve, fammi vedere. Perché noi li leggiamo tutti, ovviamente. Se clicca su sto coso, perché giustamente siamo tutti... troppo, non funziona niente. Non funziona niente. Mettete il like, così ritorna a funzionare. Sto cercando di rispondere a questo messaggio, ma non si clicca niente più. Ah, ecco perché il bot sta impazzendo e quindi sta rispondendo a tutti quanti. Riuscirò a farcela. Comunque il netbot ha risposto, grazie di tutto, Dio, sempre. Vedi? Ok, benissimo. Allora, ragazzi, eccolo qua. Trovato, ma non si clicca. Lo leggo così. Luca Juve. Ciao Valerio e Asso. Io penso che Icardi si deve vergognare per quella foto. Non capisco che cavolo si ride. Ecco qua, ce l'abbiamo fatta. Deve avere rispetto per il grande dio del calcio. Icardi. Ok, ce l'abbiamo fatta. Vabbè mia, è stata una cosa e abbiamo condiviso perché abbiamo già detto. Ovviamente. Buonasera ragazzi. C'è un altro tifoso della Roma. Martino Valeri, Asso, stasera abbiamo toppato completamente, alcuni però stanno tirando troppa merda sulla Roma, impariamo da questa sconfitta e ripartiamo giovedì. Forza Roma.
Sempre Martì, sempre. E vediamo un pochino. Saluto anche l'amica Falco 75 che Impulsa, buonasera Rita. l'ottima Rita, che ci sta dando anche una mano praticamente a moderare, ma mo ti faccio moderatrici pure a te perché a sé, pensa, sono stanco io e qua in Italia sono le 8 e in Italia, a New York sono le 8:30. Io ti voglio ringraziare Grazie a te Vale, io per la tua ringrazio te. presenza, mi hai fatto praticamente fare si dice flood, quando c'è l'alluvione e i fiumi vanno fuori dal seno No, io di ringrazio a te perché comunque sì, mi ha detto se te la senti, se hai voglia, insomma, a fine partita puoi venire tranquillamente. Ci ho messo la faccia senza nascondermi perché non mi sono mai nascosto nella mia vita. Ovviamente, quindi ti ringrazio, ovviamente, ti ringrazio il tuo splendido pubblico, veramente sono persone per bene. Anzi, fa piacere che hanno apprezzato, insomma, l'averci messo la faccia piuttosto che nascondersi e soprattutto nascondersi dietro un dito e continuare a fare figure di merda pure fuori, capito? Quindi è meglio metterci la faccia, parlare sportivamente e andare avanti e soprattutto reagire sempre con orgoglio e sempre a testa alta. Quindi vi auguro una buona notte a tutti e ovviamente un buon inizio di settimana a tutti quanti, ragazzi. Un abbraccione e grazie Valerio. Grazie a te Stefano per essere venuto, un abbraccio forte. Ciao ragazzi, buonanotte a tutti. Ragazzi miei, è stata una live lunga, bellissima, anche complicata perché c'è gente che non ci piace. Per me questa è una cosa nuova, raggiungere certi numeri, e quindi io ringrazio prima di tutto il mio straordinario moderatore che ha avuto un lavoraccio. Adesso qualcuno ho visto che chiedeva come si fa a diventare moderatori. Ragazzi, ho 2 persone che me l'avevano chiesto e quindi avremo nuove forze. Io non pensavo di poter raggiungere questi numeri dove serviva più di uno in questo momento, e faremo nuovi moderatori tra le persone che conosco, quelli più attivi, che ho visto che siete competenti, bravi, pronti, preparati e sempre presenti, e quindi continueremo questa avventura su YouTube che ci fa piacere. Abbiamo sfondato i 500 like. Domani, ciao Ciro, un abbraccio forte, un abbraccio forte. Rita deve per forza essere moderatrice, ma per forza, con la pera che lovely dovey eyes blowing red hearts in the air. Grazie Rita, infinitamente. Abbiamo sfondato i 500 like, Marat, sei un grande. Domani io dovrei avere una live da qualche parte, non lo so ancora, quindi andrò ospite da qualche parte, e vi chiedo di essere iscritti al canale Telegram che trovate in basso in descrizione, così vi lancio la notifica e saprete dove sarò live, perché credo che sarò live ospite da qualche parte. Dopodiché martedì facciamo la live per la giveaway, quindi siete 200 persone qua, live per la giveaway, c'è il video sul canale che si chiama giveaway, dove regalerò una maglietta a chi ha commentato sul video della giveaway e ci ha lasciato il nome della scritto sul canale Telegram. Grazie Moicano, grazie a tutti. Diego è immortale, lo so. Ciao Mario, grazie ragazzi, bellissimi, vi siete guardati la live e adesso alla fine vi state iscrivendo. È così che si fa, è così che si fa. Fammi leggere qualche messaggio proprio a volo, giusto perché così adesso mo siamo più veloci. Icardi era chiamato da Maradona il pata dell'ana, ovvero uno che furtivamente si acquatta e ti ruba ciò che ti è caro. Vedi? E ti devi fidare, Grazie a Baby che mi aiuti a tenere il conto. Grazie a tutti gli amici bellini. Massimo, purtroppo Stefano l'abbiamo salutato. Preferisci Mirante o Paolo Lopez? Gliela facciamo un'altra volta. Sebi, ciao Valerio, ciao Stefano, grazie a Marat, bellissima live, ragazzi, veramente è stata una grande serata, una grande nottata. Vi prego di rimanere collegati, perché io vi voglio fare dei regali, perché voi mi state dando tanto a me e adesso è arrivato anche il momento da parte mia di ridare a voi per quel poco che posso fare. E vi ringrazio infinitamente. Vado a cena perché a New York, sapete che a New York sono le 8:30, voi dovete andare a dormire, svegliatevi bene, fate le cose così, sempre in sicurezza. Buonanotte a tutti, vi abbraccio e ricordate
l'immagine della serata, che secondo me deve essere questa qua. Dove sta? Non è questa, non è questa, questa potrebbe esserla, ma è questa. È questa, lo capite che è questa? Che volete vedere Marat, che Marat è il nostro eroe, volete vedere Marat un attimo proprio a volo? Vi faccio vedere Marat, il moderatore, proprio a volo, ma perché proprio in un attimo, in un flash, Ciao Luigi, grazie sempre di tutto. Alessio, grazie. Adesso si faccia subito, Rita, subito. E vi faccio vedere Marat a volo. Gli avevo già dato il link, quindi se siete pronti lo faccio entrare. Clicco e vedete Marat chi è. Ovviamente in questo modo voi sapete, io mi tolgo proprio da mezzo perché non c'è bisogno, vedete, metto questo qua, no, questa è l'altra volta, metto questo qua e vi presento in pompa magna. No, Marat, non fa niente che non sei pettinato, vai bene anche così. Vai bene anche così, ti vuoi pettinare prima? Ti vuoi pettinare? Vai, esci, pettinati. Grazie Fabio, grazie di tutto, anche per le parole di Gattuso che mi avete scritto, così le abbiamo potute commentare. Grazie Ernesto, grazie e benvenuta, mi devi dire tu, Anna, Toni, Auri. E sono i nomi della tua famiglia? Fammi capire. Immagino Auri possa essere vostra figlia. Vado ad intuito. Fammi sapere se è così. Buonanotte Giovanni, ciao Michele. Sì, mi sembra giusto darvi un po' di soddisfazione a voi che siete rimasti fino alla fine stoici. Vuoi arrivare a 550? Ma il segreto secondo me ce lo può dire Marat stasera. Rutti di fame. I rutti della fame. Il segreto ce lo dice Marat tra poco. Domani, tornando da lavoro, vado a Fuorigrotta, porto un cornicione al Napoli. Giovanni, e facci sapere poi nei commenti perché pare che l'abbiano dovuto togliere. Credo che abbia piovuto a Napoli. Se devono togliere l'altare, praticamente devono spostarlo poi da qualche parte. Grazie mille Alessio, grazie Lionar. Sì, adesso ragazzi c'ho un paio di nomi che stavano diciamo in coda, in attesa, e poi vediamo un pochino. Se c'è un modo per onorare Diego l'avete fatto nel migliore dei modi oggi, complimenti col cuore, grazie malati zebrati, apprezzo 2 volte quando arrivano da voi ragazzi. Vedi? Sono Toni e mia figlia e mia moglie. Ti seguo dall'inizio, continua così, mi sei piaciuto dal primo giorno. Grazie mille Toni, avevo intuito che il resto dei nomi erano la tua famiglia, un abbraccio anche a loro. Buonanotte da Londra. Ofalà. Ti posso chiamare Ofalà? Penso di sì. Valerio, non so se hai visto lo striscione dedicato a Maradona da parte dei tifosi laziali, diceva questo: ce ne freghiamo dei ben pensanti, ora dribbla la morte e gioca con i santi, adios. Tanta roba, io veramente molte cose sono state commoventi da parte di tutte le squadre, di molte squadre, non tutte. Molte sono andate oltre. La Lazio per me è una di quelle che è andato oltre. Adios sulla maglietta è un gesto che va con la beneficenza poi dopo, è un gesto che va oltre, che è molto molto apprezzato. Malati Zebrati, grazie, mi faccio un giro assolutamente anche sul tuo canale. Lo so Ernesto, lo so, che ti devo dire? Vedere i tifosi del Boca e del River abbracciati è stato magico, Di Maia, mamma mia. Sono talmente tanti le immagini che ti aspetti o non ti aspetti, no? Questa è una di quelle che è difficile che ti aspetti. Sono rutti decore, sono i famosi rutti decore che dice Rita, che mi ricorda anche lo sketch di Proietti straordinario. Totò
oppure Ofalà mi va benissimo. Ma ti spiego, Falà, bravo, bravissimo, bravissimo. Perché c'ho un altro Falanga che è a Londra. Non so se lo conosci, se vi conoscete. L'ottimo Marco Falanga è a Londra. E quindi scrivimi, magari commentami, vi metto in contatto. Marco Falanga era un grandissimo calciatore ed è ancora tutt'oggi un ottimo musicista. Poi un infortunio lo ha dovuto un po' frenare, ma il Marco Falanga sapeva toccare il pallone molto bene. Quindi ecco perché leggo Falanga, leggo da Londra possiamo sentire l'H dei Blacks. Meno 25 e arriviamo a 550. E allora mi cerco un attimo l'H dei Blacks. La mettiamo al volo. Se la trovo, sarebbe una bellissima cosa. Quanto sei forte, Maratto, come sei forte! Vediamo un pochino YouTube. Perché noi usiamo YouTube. Mi senti YouTube? Sto utilizzando la tua stessa piattaforma. Come si dice, sono fedele alla piattaforma. H Maradona, si trova subito, H Maradona, che poi l'H è sempre la stessa, ma voi non la potete vedere perché sennò mi bloccano veramente. Però probabilmente la posso far sentire e questo già potrebbe essere una cosa interessante. Stanno mettendo la maglietta, qua l'avete vista la scena, no? Non ve la posso vedere, però la sentiamo. Mamma mia, sono impressionante. Sono impressionati. Si sta bloccando tutto, sento che il mio computer sta andando in difficoltà, ma va bene così. Veramente un abbraccio a tutti ed ecco qui il momento. Non conosco, sono il Bus o Mostro, e allora ti devo mettere in contatto assolutamente. È arrivato il momento, ragazzi, è arrivato il momento per vedere Marat che vi dirà un segreto senza precedenti, che sono un po' di settimane che volevo dirvi, e quindi diamo il benvenuto allo straordinario, e grazie per il suo lavoro di stasera, veramente straordinario. Lo so, dovevamo arrivare a 550, ma non ce la faccio più, sto a piezza. Spolliciamo per i 550, non ci arriviamo, siamo troppo pochi. Non credo che ci sia abbastanza gente. Ci siete? Mi devo mettere gli occhiali, perché se metto gli occhiali forse vi eravate dimenticati. Se vi eravate dimenticati, mettetelo adesso e vediamo un pochino. Se no non volete sentire il segreto, stacco senza farvelo vedere. Allora, Giovanni, sono a New York da 9 anni, tra un po' ne fanno 10, e mi sono trasferito per seguire il mio sogno da musicista, perché a Napoli facevo musica, ho sempre fatto musica nei locali, però si lavorava molto ma si guadagnava poco, onestamente, e io non riuscivo a rendermi indipendente. Mi ero scucciata i gamba con mamma, detta proprio tranquillamente, perché siamo tra di noi, e quando siamo tra di noi siamo tra intimi, no? Siamo pochi intimi, quanti siamo? 587, faccio... Comunque mi ero scocciato e quindi ho detto, ragazzi, io vado, saluti a noi, e ho provato a fare questa cosa per seguire la musica. Per fortuna mi è andata bene, serve un po' di fortuna, un bel po' di fortuna, oltre che tenacia e sacrificio e dei soldi da parte, ed è andato tutto bene fino a quest'anno. Dopodiché il Covid, boom, una trambata in faccia, e quindi di musica dal vivo non ce n'è, e io adesso mi sto dedicando con più continuità a una passione che ho sempre avuto, che è quella del calcio e della scrittura in generale, perché a me è sempre piaciuto fare il giornalista. Non potendo fare il giornalista perché a scrivere è poca roba, ho pensato perché no YouTube, visto che avevo fatto la mia esperienza come gamer, giocando ai giochini eccetera eccetera, un canale di 7.000 iscritti, non c'è male, e ho detto ma fammi vedere se riesco a farlo anche con il calcio, ed ecco che eccomi qua praticamente. Valerio, ma Ber 433 con Fabian Zielinski, Demme Bakayoko a centrocampo? Sì, The Gergant, assolutamente. Io credo
che il 4-3-3 debba essere con Demme centrale, Bakayoko mezzala, e ti dico Zielinski perché voglio da Fabian, stavo facendo un altro lutto decore, perché voglio Fabian che si svegli dal sonno, ma assolutamente Zielinski, Demme, Bakayoko, voglio assolutamente vederlo al più presto. Io faccio il designer alla lunga, ma suono anche il basso. Sarebbe stato un sogno suonare in modo professionistico. Tore, è difficile, veramente difficile. Al di là della bravura e della capacità, serve pure un bel po' di mazzo per farlo con continuità bene. Allora, non lo so se state mettendo i like perché io non vedo. Su questa piattaforma da dove faccio i like non vedo i like. Da dove faccio i live non vedo i like. Vedi, vi mettiamo in contatto. Questa è la bellezza del Caffè Napoli 1926. In che zona, Tore? Anche io abito a Londra. Di che quartiere sei? Hai la faccia del centro storico ed è un complimento. Giova, io nato e cresciuto a Piazzale Tecchio e come non potevo essere tifoso del Napoli appassionato in questa maniera, però al centro storico ho passato gran parte della mia gioventù perché ho fatto il Genovesi e quindi Piazza del Gesù, Piazza San Domenico, Piazza Santa Maria la Nova, ce la siamo fatti lì tanti e tanti anni, Poi ovviamente i locali al Vomero per suonare, Pozzuoli per suonare, insomma. Tennis no, pochissimo, solo qualche partita di cartello, ma mi piace guardare il tennis. Credo che il tennis sia una di quelle cose che mi annoierei a fare, ma mi piace guardarlo. Mentre per esempio la pallavolo non mi piace tanto guardarla, ma mi piaceva giocarla. Pensa un po'. Meno 20, dai, fatelo per Rita. Prima di tutto guardate quanto è bella. Fatelo per lei perché mi sta dando una mano senza... Dai. 20 mi piace. Ci sono 20 persone che si sono scordate. Lo so già. Vogliamo far ricordare? Sì, lo devono fare. Genovesi al mattino e la Genovese a pranzo. E a Genovese pure sotto il Shell, che all'epoca non... Che bella live, che bella serata. Sono curioso di sapere se... Perché poi questo era un nuovo esperimento, no? Fare il video reaction e non aspettare nemmeno un attimo, che di solito aspettavo 1000 views del video reaction per poi andare live. Sono curioso di sapere se il video reaction è stato già visto da voi o da altri che non sono venuti in live, perché mi rendo conto che qualcuno in live non se la vuole sentire, non ce la fa, c'è altro tempo. 2000 views. 2000 views, ma lo sapevo perché 4-0 te lo vai a vedere il video reaction. 4-0 con la Roma, te lo vai a vedere il video reaction anche il giorno dopo, anche domani. 4-0 con la Roma quando Insigne segna su punizione che è morto Maradona, te lo vai a vedere il video reaction. Ecco perché ci aspettiamo grandi numeri da questo video, assolutamente. Genovese chat, tutti con Falco. Carbonara domani, ce la vedo. Io oggi... Come hai mangiato oggi? Oggi ho fatto un paninetto, sì, ho fatto diciamo un sandwich, mortadella e lattuga e cose, quindi domani posso farmi la pasta, sì, sto cercando di alternare. Luigi, sono d'accordo, con mamma fa questa storia? Noi siamo i soliti fare le live in chat, nelle live, nelle chat delle live, nelle live. Allora, Vale, già che sono 9 anni che sei a New York, come stai messo con l'inglese? Adesso sto messo bene. Se arriva un madrelingua ci posso parlare, posso capire e potrei fare anche un pochino di traduzione. Alle volte quando sento i traduttori simultanei durante le interviste soffro tanto, perché oltre magari a non saperne di calcio e quindi perdono momenti importanti o dicono, sai, cose sbagliate. Abbiamo sentito anche traduzioni dove dicevano il contrario, si mangiano una negazione alla fine.
Però sì, mi piacerebbe, ecco, per esempio, se un giorno tornassi in Italia, farei sicuramente un pensierino all'idea di sfruttare le conoscenze dell'inglese per qualche altro lavoro. Mai, mai, mai in vita mia. La preferisco secca piuttosto che metterci la panna. Non esiste proprio. Ma l'acqua di cottura, ragazzi. Acqua di cottura. E non verrà mai secca, assolutamente. Una bella carbonara cremina con un tuorlo in più. Gli altri uovi li lasciate interi, un tuorlo in più, la fai a cremina, mai secca, perché acqua di cottura, non scherziamo proprio. Mettersi in una condizione dove ti trasferisci all'estero, no, e il piatto di mamma non ce l'hai. Ah, vedi? Meno 6, meno 5? Sta entrando? Sta entrando Marat? Ma siamo arrivati ai like, perché dai, guardate nelle tasche, c'avete un like c'avete un like nella tasca, sicuramente. 5 like, dai, ce la facciamo. Sì, io non credo, perché non credo, però qualche occupazione nell'ambito non mi dispiacerebbe. Magari, sai, contatti con qualche osservatore all'estero, che ne so, c'è stata a parlare con questo, perché non parli tu? Mi sentirei in grado di farlo e lo farei tranquillamente. Lo farei tranquillamente. E infatti ogni tanto mi viene la parola in inglese più facile, perché se non mi ricordo... Ah, a proposito, questa si è tolta, ma voi non l'avete vista. La faccio vedere solo a voi che siamo tra di noi. Guardate. Ma ve la faccio vedere. È un cimelio, è il cimelio che non ho potuto mandare. Aspettate. Che non ho potuto attaccare al San Paolo. Ma è un cimelio veramente. Questa bandiera è la bandiera del secondo scudetto. Ovviamente le parti in verdi diventano un po' trasparenti, perché il green screen è un macello. È un cimelio veramente. È un grande cimelio. Devi dire una cosa importante, Marat, vuoi entrare? Ah, Ivan, e allora mi lascio suggerire da te, sulla carbonara perfetta, la carbonara scientifica. Chef a Londra, sì, allora grande rispetto e sempre ascoltare il professionista, Comunque sì, questa bandiera sventolava sul mio balcone al secondo scudetto, ero piccolo, non capivo niente, però la bandiera è rimasta e me la sono subito portata qua quando sono venuto a New York, perché ho detto a me mi serve, non sia male. Poi dopo ovviamente sono le sciarpe, le cose, però questo è proprio il cimelio. È lavata. È lavata. Quelli sono scudetti, anche se so 2, ma infatti 2 scudetti nostri valgono come 40 degli altri, ma non scherziamo proprio. Sì. 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 Allora, ci siamo? Vi faccio entrare il moderatore, sta in attesa, vi deve dire il segreto, si è pettinato, è bellissimo, lo vedo nello sfondo. Siamo arrivati? Maledetti. Comunque siete straordinari. E ma è possibile che ci sono 164 persone in silenzio che si guardano? O forse vi siete addormentati? Ah, può essere pure che si sono addormentati con la televisione accesa, con YouTube che continua ad andare. Quindi io, se non stacco, 150 persone continuano. O col telefonino, sai, se sono dormito con il telefonino e così. Può essere, eh? 3 like mancano. Sveglia! Svegliati! Ti sei addormentato col telefono in mano? Svegliati! Sei completamente pazzo! Sveglia! Non lo so.
Può essere, secondo me è plausibile che qualcuno si sia addormentato col telefono acceso con la live e praticamente se io non stacco loro continuano a essere -2. Ah, ecco. Ah, sono i buggati. Ah, -1. Ah, YouTube che è buggato. E può essere. E può essere. Quanto siete belli. 5,50, boom, 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 -1, -2, -3, -4. Vedi quanto siete qua. Ci siamo, ragazzi, per il segreto, per voi che ve lo siete meritato. Vale, guarda Facebook, posso anche guardare Facebook a volo. Possiamo fare tutto oggi, ragazzi. Oggi tutto è concesso perché siamo tra di noi e tutto è concesso. In questo momento che guardo Facebook non vedo voi, ma vedo dei messaggi. Il buon Massimo Strino mi fa vedere la sua sciarpa, che è molto simile per colore. Questa è quella del primo, grande, la facciamo vedere subito. La facciamo vedere subito, grande, 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 guardate qua, guardate qua. Guardate qua. No? Dove sta? Dove sta? Eccola qua. Per farvela vedere bene, guardate che meraviglia. Boom, Massimo, boom. Bellissima. Bellissima. È così che si fa. Così che si fa. 553, 553. Arriviamo a 600. No, sto scherzando. Già faccio Q io a parlare fondamentalmente. Ciao a tutti, ciao Ivan, ciao a tutti. Ragazzi, iscrivetevi al canale ed ecco a voi il signor Marat. Vi abbraccio, vi lascio la parola a lui perché ovviamente quando parla lui è inutile che parlo io. E ci vediamo domani, video approfondimento, lo faccio l'approfondimento, è come se lo faccio.